Test 1, 2, 3. Test 4, 5, 6.
anche perché chi vuol collegarsi trova il collegamento chiuso. I signori consiglieri sono pregati di recarsi in aula per l'avvio dei lavori. Grazie. Ciao. I signori consiglieri sono pregati di recarsi. Prendete posto per favore. Prego, prendete posto, dai, iniziamo. Considerate che poi c'è una sospensione, cioè c'è la prima commissione che si dovrà riunire. Quindi, se partiamo subito, riusciamo a fare già un bel lavoro. Prego, accomodatevi. Inserite le schede, per favore. Prego, accomodatevi. Quattro congedi, e chi c'è? Chi c'è? Fate chiamare ancora, per favore.
Prego, accomodatevi. Inserite le schede, per favore. No, lasciami la busta. Ciao, si comincia così. Bene, se la consigliera Ostanelli inserisce la scheda iniziamo. Grazie consigliera. Direi... Ciao Cocapio. Consiglio convocato alle 10, sono già 10 minuti in ritardo. Signori, buongiorno. Innanzitutto vorrei, inizio dal punto 1, dopo ho una comunicazione da darvi dopo i congedi. Punto 1, approvazione dei verbali delle sedute, per favore. Poi arriva la comunicazione. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Se nessun consigliere chiede di fare osservazioni, si intende approvato il processo verbale della 18ª seduta pubblica di martedì 30 giugno. Oggi ci sono, per favore, ci sono dei congedi, dei consiglieri che hanno chiesto congedo, sono Bedin, Corazzari, Stefani e Marcato. Giunge una richiesta, infatti era questa la comunicazione che mi premeva darvi, e ve la leggo tanto è breve, da parte del gruppo Partito Democratico a firma di Giovanni Manildo. Allora, gentile Presidente, all'8° punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta del Consiglio regionale, premetto che è arrivata questa mattina questa richiesta, è iscritta la risoluzione numero 13, tutela del principio del consenso libero e attuale nella disciplina del reato di violenza sessuale. Coerenza dell'ordinamento nazionale con la Convenzione di Istanbul e con le migliori prassi europee, rafforzamento delle politiche di prevenzione e di sostegno alle vittime, presentata dai consiglieri Ostanel, Cendron, Luisetto, Sambo, Bigon e dal consigliere Cunegato. È una risoluzione. Per l'affinità degli argomenti trattati e per una razionale economia dei lavori d'Aula, riterrei opportuno abbinare in un'unica discussione la sopracitata risoluzione con la mozione 78 che ha il titolo Affermazione del principio di consenso libero, attuale ed esplicito quale elemento centrale della definizione dei reati di violenza sessuale, prima firmataria consigliera Sambo, e la risoluzione 26, anche questa femminicidio e violenza maschile contro le donne, il Consiglio regionale del Veneto condanni e respinga ogni posizione volta a negarne o minimizzarne la specificità. In poche parole, alla 13 agganciare la 78 e la 26. Ecco, c'è questa richiesta,
io ho due soluzioni, o fare una capigruppo al volo per vedere, sapete, ci sono i 2/3, oppure se dite facciamo anche, senza alzarci da qui, fare un voto e esprimere una posizione rispetto a questo e quindi dirimere direttamente qui in aula, o meglio dare risposta qui in aula a questa richiesta. Volete fare il capogruppo al volo? Per favore, andiamo a Sala del Leone, 2 secondi, prego. Sospendiamo un attimo il Consiglio.
Ribongiorno, prendete posto. Punto 3, viene dato per letto, per favore. Viene dato per letto l'elenco delle interrogazioni e interpellanze legato all'ordine del giorno e pubblicato sul sito istituzionale. Per favore prendete posto, evitate le chiacchiere. Punto 4, risposta della Giunta regionale alle interrogazioni ed interpellanze. Del consigliere Cunegato, per favore, il consiglio è aperto. Scusate, chiudiamo le porte. Riappropriamoci delle postazioni. Allora, interrogazione e risposta immediata. Rigo, dai per favore, deve parlare. Va a disturbare proprio che cade intervenire. Numero 41 del consigliere Cunegato. Case di comunità nell'ULS 7 Pedemontana. La Giunta regionale intende garantire che la copertura infermieristica nelle fasce orarie scoperte non avvenga a deterioramento, vabbè, insomma, che non venga meno l'assistenza domiciliare integrata. Illustra ovviamente il consigliere Cunegato, che è firmatario. Grazie Presidente. Allora, è un tema di cui parliamo da tempo. Già nel 2022, quando nasce il PNRR, noi avevamo messo in evidenza una contraddizione, perché il PNRR prevede una spesa in conto capitale, quindi per muri, per macchinari, ne abbiamo parlato a lungo, ecografi, psirometri, però non prevede un aumento della spesa nel conto capitale. Anzi, abbiamo visto come negli ultimi anni la spesa nella sanità si sia ridotta dal 7,2 al 6,3 e arriverà al 5,92 nel 2028. Quindi noi dicevamo, ma se noi costruiamo muri, ma non abbiamo risorse per avere più personale, non è che costruiamo delle cattedrali nel deserto, non è che costruiamo dei contenitori vuoti. E l'altra perplessità da cui nasce anche questa interrogazione è se vogliamo che le case di comunità siano un servizio, deve essere un servizio aggiuntivo, non è che sia un servizio che io costruisco depotenziando altri servizi. Ecco, in questo caso particolare noi evidenziamo una preoccupazione, perché pare che nella casa di comunità di Schio si utilizzi personale infermieristico dell'ADI, e questo è veramente un paradosso, ovvero se io ho un personale che si occupa di andare in un servizio importantissimo a casa delle persone, per curare delle persone diabetiche, per assistere malati terminali, se io da lì lo sposto dall'altra parte, ecco, io creo un servizio ma impoverendo un altro servizio. Abbiamo anche condannato o in qualche modo cercato di condividere un'altra preoccupazione dell'Ulisotto, dove pare che pneumologi, cardiologi, diabetologi vengano mandati nelle 4 case di comunità, così indebolendo l'ospedale. Ecco, questa è la nostra preoccupazione e ovviamente non basta dire che ci sono più risorse se poi, come ha giustamente detto l'assessore Gerosa, un aumento di risorse si accompagna anche a un aumento poderoso delle spese. Quindi ecco, volevamo sapere dall'assessore se questa nostra preoccupazione nell'Alto Vicentino degli infermieri spostati dall'ADI a casa di comunità è una preoccupazione reale. Grazie. Prego, assessore Gerosa. Grazie Presidente. Allora, in attuazione della normativa nazionale e regionale, con la DGR 1123 del 23 e la DGR 120 del 26, nelle case di comunità dell'ULS 7 Pedemontana sono stati istituiti SIFOC, servizi di infermieristica di famiglia e comunità, composti da almeno un infermiere del servizio famiglia e comunità con formazione accademica dedicata e un infermiere territoriale. L'assistenza è erogata considerando i criteri previsti dalla normativa: attività di medicina iniziativa, PDTA e prestazioni puntuali a tutta la popolazione. Il servizio è non emergente e non urgente, accessibile tramite accesso diretto tramite l'1.6 e l'1.7.
Il modello dell'US7 è strutturato prevedendo nelle fasce orarie di maggior afflusso ed accesso dell'utente la presenza di infermieri di famiglia e comunità dalle 8 alle 18 e dal lunedì al sabato, nelle restanti fasce orarie dalle 18 alle 20 e alla domenica e festivi, prevedendo l'integrazione con gli infermieri dell'ADI. Tale integrazione, prevista appunto anche dallo stesso DM77, trova nella casa della comunità dell'azienda US7 Pedemontana. Tutte le strutture fisiche e territoriali già esistenti devono ultimamente rientrare nella progettazione della nuova geografia dei servizi e delle strutture territoriali, quindi del CDC e dei servizi correlati in rete. Non vi è pericolo che questo modello organizzativo comporti una scopertura dei pazienti ADI, poiché durante il turno pomeridiano sono presenti nelle sedi ADI dell'azienda 14 infermieri dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 18-20 e 8 nei giorni festivi. Inoltre si rappresenta che le prestazioni infermieristiche che l'infermiere dell'ADI eroga sono programmate e pianificate dalla centrale ADI e trovano risposta nell'arco dell'intera giornata lavorativa, non confliggendo con l'attività prevista dall'ambulatorio infermieristico. Si segnala inoltre che negli orari in cui è presente il servizio ADI, gli accessi presso l'ambulatorio infermieristico vengono mediati dall'116-117 programmati dagli infermieri secondo le necessità dell'utente. In caso di chiamate urgenti è uno degli altri infermieri ADI presenti in turno che può garantire la presenza presso l'ambulatorio. Si evidenzia in ogni caso che precedentemente all'attivazione del CDC i dati riguardanti il numero di accesso di infermieri ADI nelle fasce orarie dalle 18 alle 21 e dei festivi sono stati attentamente monitorati e valutati. Si evince che la dotazione prevista per ogni CDC, così come previsto dal DM77, 7 e 11 infermieri, è garantita secondo un modello di integrazione in tutta l'azienda. Tale dotazione, che non vede ancora integrata la presenza di infermieri delle attività specialistiche di molti altri servizi territoriali, per cui sono in corso ulteriori organizzazioni, è del tutto in linea con i dettami normativi per rispondere ai bisogni espressi dal territorio e dalla comunità. Si rappresenta infine che nessuna lamentela o criticità è pervenuta da parte dell'utenza del servizio ADI, né si sono registrati picchi di attività non gestiti. Si ribadisce quindi che il modello organizzativo è finalizzato alla qualità dell'assistenza e al cambio di paradigma introdotto dal DM77, in cui l'intera rete territoriale deve essere riorganizzata in percorsi per la presa in cura e per superare la frammentarietà dei servizi territoriali. Il modello organizzativo aziendale sarà comunque oggetto di monitoraggio periodico mediante gli indicatori previsti, con particolare riferimento alle numeri di richieste pervenute nei due servizi, SIFO e ADI, ai livelli di attività professionale, all'impatto organizzativo del modello adottato e al numero di criticità emerse. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere, vuole replicare? Sì, grazie. Purtroppo la sua risposta conferma le nostre preoccupazioni, nel senso che è evidente che se io ho lo stesso personale e questo personale lo uso anche per un nuovo servizio, non vedo come si possa affermare che non c'è un impeoramento dell'altro servizio, cioè è matematico, no? Se questa persona sta nella casa di comunità nelle ore in cui è servizio e non va a fare le uscite con l'ADI, l'ADI si deteriora e si impoverisce. Dispiace sapere che le nostre preoccupazioni erano legittime e purtroppo questo modello della costruzione di un nuovo servizio impoverendolo gli altri risponde più alle logiche dei marketing che ai bisogni dei cittadini. Grazie consigliere. Procediamo con i punti all'ordine del giorno. Viene dato per letto, ovviamente il punto 5, l'elenco di interrogazioni a risposta scritta iscritte all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 111,4 del regolamento. Punto 6, eccoci qua. Programma triennale dei lavori pubblici. Prego. Sì, è già la terza volta che viene appunto rinviato, avevo chiesto appunto la risposta già nel Consiglio scorso, è la terza volta che viene iscritto all'ordine del giorno la possibilità di avere risposta orale in Consiglio, ecco chiedo che sia trattato perché ci sono ormai interrogazioni che attendono risposta da aprile. Prendiamo Grazie. nota. Punto 6, programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 ed elenco annuale 2026 dell'amministrazione Regione del Veneto. Articolo 37, allegato 1.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, numero 36, legge regionale 7 novembre 2003, numero 27. Proposta di deliberazione amministrativa numero 9, relazione della seconda commissione consigliare, relatore e consigliere Bozza. Il correlatore è il consigliere Montanariello, quindi non vedo iscritti né da parte del relatore né del correlatore.
e quindi apro la discussione generale. Ricordo che sono 20 minuti per ogni primo oratore e 10 minuti per il secondo oratore. Iscritti? Prego. Allora, Montanariello si è sbagliato con l'orario di convocazione del Ho capito, ma il Consiglio è convocato, ragazzi, Certo, non è so ordine dei benissimo. lavori. Andiamo avanti. Chiedevo a lui se... Grazie. Bene, ci sono interventi? Votiamo, prego. Collegatevi. Cosa c'è? Non c'è niente, siamo in votazione. Prego, aperta votazione. Ma sentite, cioè, non sono neanche discussioni da fare, cioè, abbiamo aperto il punto all'ordine del giorno, non c'è il relatore, non c'è il correlatore, non ci sono richieste di interventi. Siamo in fase di voto, consigliere. Non va bene così. Lei dove... Consigliera, dove era quando abbiamo aperto la fase di voto? Beh, prego. Ecco Bozza. Prego. Allora, guardate, io ve lo dico, allora, facciamo, visto considerato che ho la responsabilità del Consiglio, facciamo così. Adesso sentiamo il relatore che deve intervenire. Per me questa è la prima e l'ultima volta. Quindi se non ci sono in aula coloro che debbono intervenire, per me si va al voto. Ve lo dico, quindi evitate di venirmi a raccontare storie ogni volta. Prego, consigliere Bozza, in qualità di relatore. Grazie Presidente. Ovviamente mi scuso con lei e con l'Aula perché sono stato intrattenuto in entrata. Non è una giustificazione, ma pensavo che ci fosse qualche minuto in più. Io ringrazio ovviamente la Commissione, gli assessori competenti per aver portato questo piano delle opere triennale, questo programma di lavori pubblici 2026 e 2028. Come è noto, il programma triennale dei lavori pubblici della Regione Veneto è lo strumento di pianificazione per le opere di un importo superiore ai 150.000 euro, come previsto appunto dal decreto legislativo 36 del 2023, articolo 37. Comprende infatti interventi questo piano su opere idrauliche, su difesa del suolo e l'edilizia. Il programma che ci accingiamo oggi ad affrontare e a discutere è un documento di pianificazione aggiornato annualmente che elenca obbligatoriamente gli interventi con un valore stimato pari o superiore, come ricordavo prima, ai 150.000 euro. Il documento è articolato, come si può vedere, in diverse sezioni. Ci sono delle schede specifiche che vanno dalla lettera A alla lettera F. Le dimensioni del piano sono rappresentate dalla scheda A, che riporta appunto le risorse economiche assegnate, e la scheda B, che elenca i relativi interventi programmati. Il piano che abbiamo oggi prevede un totale di ben 154 interventi nel triennio, per un valore complessivo di quasi 260 milioni di euro. Gli interventi sono ripartiti come di seguito, elencherò, cioè 118 sono previsti per la prima annualità, 22 per la seconda annualità e 14 per la terza. La scheda E che trovate allegata è il cuore operativo del programma, infatti contiene l'elenco annuale del 2026 che include i 118 interventi pronti a partire nel primo anno per un importo di quasi 170 milioni. L'inclusione in questo elenco è un requisito fondamentale per poter ovviamente aggiudicare poi i lavori. I 118 interventi elencati nel 26 presentano ripresentano i richiesti requisiti di ammissibilità, quali la copertura finanziaria e la conformità urbanistica.
Approvazione ove richiesto del documento di indirizzo della progettazione e valutazione specifiche come quelle del nucleo ovviamente per la valutazione degli investimenti pubblici della Regione Veneto per opere ovviamente di valore superiore ai 5 milioni. La scheda B e la scheda C evidenziano invece che non si registrano opere incompiute a livello regionale né immobili disponibili per cofinanziamenti agli interventi. Il piano triennale per la sua natura programmatoria ha carattere di flessibilità, non è statico ma può essere modificato durante l'anno. Inoltre, in occasioni eccezionali come eventi calamitosi o imprevedibili è possibile avviare opere non presenti nell'elenco di oggi. I punti di forza di questo piano triennale che approviamo sicuramente presenta un forte focus sulla messa in sicurezza del territorio. La fetta più grande degli investimenti è destinata alla difesa infatti del suolo, che assorbe ben oltre l'80% delle risorse dell'intero triennio, quasi l'83% invece nell'elenco annuale del 2026. Questo evidenzia una chiara priorità politica e amministrativa verso la prevenzione e la cura dell'ambiente. La difesa del suolo pertanto è una priorità per la nostra Regione e la riduzione del rischio idraulico e la pianificazione sistematica di interventi per la stabilizzazione del suolo e la sistemazione degli alvei fluviali per la difesa idrogeologica sono obiettivi ben presenti in questo piano, che si distingue per un impegno massiccio contro il dissesto idrogeologico. La scelta infatti di allocare circa l'84% del budget totale della difesa del suolo indica un'agenda politica e amministrativa fortemente orientata alla messa in sicurezza del territorio e alla mitigazione dei rischi ambientali. Questo riflette una risposta strutturale a criticità territoriali pregresse o a vulnerabilità climatiche. Ma ci sono anche importanti interventi che riguardano i beni monumentali e cito fra molti alcuni che trovate distribuiti proprio equamente nella nostra regione. Dal Castello Cini per arrivare ai lavori della chiesetta del complesso termale di Recoaro Terme, per passare alla passerella ciclabile nella zona del fiume Piave, interventi di sicurezza idraulica lungo il fiume Bacchiglione, insomma tutta una serie di interventi che potremo ovviamente apprezzare in questo piano triennale e che sono risposte concrete alle nostre comunità e ai nostri territori. Sento anche l'occasione di sottolineare come questo lavoro sinergico da parte di tutti gli assessori coinvolti e della Regione Veneto per i territori sia stato un lavoro importante, specialmente in questi periodi dove siamo stati colpiti da avversità atmosferiche che hanno presentato la naturale fragilità idrogeologica anche dei nostri territori. Sono infatti stati approvati importanti progetti quali ad esempio la ripresa degli investimenti spondali, abbiamo visto in alcuni territori della nostra provincia, per esempio la provincia di Verona, citavo prima Padova, oggi in questo momento cito Verona, giusto per far capire anche come si sia intervenuto in maniera completa a livello territoriale. Ulteriori elementi da sottolineare è l'alto tasso di cantierabilità immediata, ben pensate 150 sono gli interventi previsti in questo triennio, di cui 118, cioè la netta maggioranza, sono stati inseriti per l'anno 2026. Questo indica che cosa? Che i progetti hanno già raggiunto una maturità amministrativa ed economica tale da soddisfare i rigidi criteri di legge per l'avvio di imminenti procedure di affidamento. Un particolare plauso va sicuramente per il rigoroso anche per il rigoroso rispetto della tempistica negli affidamenti dei lavori agli uffici della direzione interessate, in particolare la direzione difesa del suolo e la direzione lavori pubblici, che oltre ad assicurare la regolarità delle procedure hanno dato dimostrazione di particolare attenzione ai territori, cogliendo le segnalazioni, come dicevo prima, delle nostre amministrazioni comunali. In particolare la totale assenza di opere incompiute di competenza regionale che trovate nella scheda B, appunto vuota, denota una gestione virtuosa e con un buon tasso di completamento dei lavori avviati nei cicli passati. Ulteriori elementi di positiva valutazione è la capacità di attrarre fondi vincolati. Oltre 136 milioni di euro, più della metà del totale triennale, provengono da entrate aventi destinazione vincolata per legge, come risorse comunitarie, statali e regionali. Questo dimostra una solida capacità di intercettare fondi esterni senza gravare esclusivamente sui mutui o le risorse proprie non vincolate.
Mi accingo, Presidente, alle considerazioni finali. Perché poi penso che gli assessori competenti avranno modo di intervenire, se lo riterranno opportuno, anche per dettagliare meglio e spiegare le ragioni di certi interventi. Il piano, dicevo in conclusione, evidenzia nel rispetto delle rigide regole previste dal legislatore per garantire la legalità e la copertura dei progetti una certa flessibilità che consente l'adozione di modifiche in corso d'anno e deroghe in caso di eventuali eventi calamitosi, quali o emergenziali o imprevisti. Questa flessibilità è molto importante, è fondamentale, soprattutto considerando che il grosso degli investimenti riguarda proprio la difesa del suolo, un settore per sua stessa natura esposto a urgenze meteorologiche. A maggior ragione nei tempi attuali in cui assistiamo al ripetersi di questi eventi catastrofici dovuti certamente a fenomeni causati dal cambiamento climatico, è encomiabile la sensibilità e l'attenzione che viene riservata dalla nostra Giunta. Solidità finanziaria, il fatto che l'amministrazione non debba fare affidamento sulle alienazioni di immobili per finanziare le nuove opere come appunto la scheda C testimoni e non abbia quindi passatemi il termine zavorre derivanti da opere incompiute quali appunto denota la scheda B che anch'essa vuota, implica che cosa? Uno stato di salute amministrativa e una gestione contabile solida e razionale che ci tengo a sottolineare perché sia ovviamente un elemento di forza di questo piano triennale. Capacità poi di spesa concentrata a breve termine, dei 154 interventi totali, ben 118, cioè circa il 76%, sono, come dicevo prima, concentrati nel 2026. Sappiamo che l'anno del 2026 vuol dire opere pronte, la possibilità di intervenire direttamente e quindi a breve anche di poter, ci auguriamo, inaugurarle. Capacità quindi di spesa 26, impiegando circa 170 milioni di euro subito nell'anno in corso. Questo suggerisce anche una forte accelerazione proprio sull'iter degli appalti a breve termine, che richiederà un notevole sforzo organizzativo e burocratico da parte ovviamente delle stazioni appaltanti per avviare tempestivamente tutte le procedure di affidamento. Anche questo penso che sia una nota degna di attenzione, perché sapete a volte quanto siano lente le attuazioni e le procedure che riguardano le nostre opere pubbliche, e credo che questa sarà un'ulteriore sfida per il 2026 della nostra Regione, ma sono convinto per la storicità che ha sempre rappresentato l'operatività della Regione Veneto che vinceremo indubbiamente anche la sfida del 2026. Troverete poi il riassunto delle schede che dicevo prima allegate, la scheda A, la scheda B e la scheda C, e direi, Presidente, mi fermerei qui perché poi ovviamente ci saranno delle domande, immagino, dei dibattiti da parte di questo Consiglio, restando a disposizione e restando ovviamente poi, lasciando ovviamente ai colleghi assessori la possibilità di intervenire, come dicevo prima, per poter illustrare al meglio e più dettagliatamente il grande lavoro che stanno facendo. Grazie. Grazie. Consigliera Ostanel. Grazie. Ma mi sembra importante farlo perché la relazione molto tecnica del collega Bozza in realtà non fa vedere tantissime criticità di questo piano triennale. Mi spiace che non sia ancora presente, ho chiesto, mi dicono che è in arrivo, l'assessore Venturini, perché gran parte, e l'assessore Zecchinato, gran parte di quello che stiamo discutendo oggi in realtà non è un piano di opere pubbliche, punto. È un piano che dovrebbe avere un senso, cioè si programmano le opere pubbliche rispetto a una volontà politica di lavorare su un territorio, quello della Regione Veneto, verso alcune direzioni. E negli anni passati ne abbiamo discusso più volte all'interno di questo Consiglio. La prima direzione è la sicurezza idraulica. Allora, vediamo alcune opere importantissime, semplicemente l'anno scorso nel piano triennale opere pubbliche erano segnate nell'anno in cui dovevano essere realizzate, cioè queste, e adesso lo vediamo messe nell'anno prossimo.
Io non ho avuto tempo, tra le 1000 cose, di andare a vedere lo storico dei 6 anni. Sarebbe stato bello perché chi, come altri colleghi, è qui da 6 anni, penso trovi tantissime di queste opere, forse anche nel piano triennale opere pubbliche che avevamo votato 6 anni fa. Faccio un esempio per tutti, l'idrovia Padova-Venezia, che nonostante tutto continuate a mettere in questo piano, ma io è da quando sono seduta in quest'Aula che la vedo programmata nel piano triennale delle opere pubbliche. Allora la vera domanda politica è: stiamo facendo un piano dove noi diciamo quali sono le priorità di investimento e poi rendicontiamo e realizziamo quelle opere, in particolare a noi interessano quelle della sicurezza idraulica, quella della viabilità interna, del trasporto delle merci sostenibili, anche della congestione di alcuni nodi di traffico attraverso ad esempio la creazione di alcune stazioni ferroviarie, penso alla vecchia SFMR, che è vero che non può andare tutta in un piano triennale delle opere pubbliche, ma qualche opera accessoria potrebbe assolutamente andare in questo piano. Allora stiamo facendo un piano per programmare dove vuole andare il Veneto nelle opere pubbliche nei prossimi 5-10 anni, o stiamo semplicemente prendendo una tabellina con priorità 1, 2, 3 e stiamo spostando di anno in anno le priorità perché, guarda caso, diciamo la verità, non ci sono i soldi per farle? Perché io torno sempre lì. Fino a che voi non vi deciderete di fare un'addizionale IRPEF regionale in questa regione, noi non riusciremo a fare opere pubbliche. Punto. Io potrei chiudere qui il mio intervento, sedermi, votare quello che posso votare, tanto non possiamo probabilmente incidere come speriamo, ma le persone fuori di qui devono sapere che quelle opere pubbliche che voi pensate di programmare non le riuscite a fare perché non avete i soldi per farlo, non avete le lacrime per piangere. Ed è per questo che noi vediamo ogni anno spostare quella casellina. Era priorità 1 l'anno 6 anni fa, oggi diventa di nuovo priorità magari 3 perché abbiamo capito che quell'opera non la faremo mai. E questo, guardate, posso anche magari entrare nelle singole opere che riguardano la provincia dove sono stata eletta, ma il punto è questo. Io non ho capito e non posso fidarmi, perché lo vedo da 6 anni, non posso fidarmi del fatto che le opere che sono messe in priorità 1, cioè dovrebbero essere realizzate entro l'anno, almeno cantierate, lo saranno, perché per tanti anni non abbiamo visto quelle opere realizzate o cantierate. È questo il problema. Allora io vorrei, sto aspettando di chiudere l'intervento anche per vedere se qualcuno della Giunta con competenza, perché non vorrei chiedere all'assessore Ruzza di intervenire su cose che non sono di sua diretta competenza, ma l'assessore Venturini e l'assessore Zecchinato dovrebbero rispondermi sul fatto che le opere legate alla sicurezza delle nostre acque o anche le opere legate al fatto che noi le acque riusciamo a gestirle in una maniera sensata nei momenti di siccità, perché questo è il tema, diciamo, più attuale, quindi se fossimo in inverno staremmo parlando delle inondazioni, oggi stiamo parlando di siccità. Stiamo facendo le opere che ci servono per portare questa regione a prendere in carico questo problema? Vorrei capire quali sono, vorrei capire quando effettivamente le finanzieremo e con che soldi le finanzieremo, perché se guardate quanto costa in totale questo piano, 114 milioni di euro solo per il 2026, 52 milioni per il 2027, 91 milioni per il 2028. Io questa storia, questa narrazione l'ho vista già per 6 anni, io non mi acquieto più a stare zitta. Non metteremo a terra 114 milioni di euro nell'anno 2026, perché per 6 anni io non l'ho visto. E quindi non ci posso più credere. Le favole si raccontano una volta sola, la favola poi si capisce che è falsa e anche i bambini che vogliono sognare di più dopo un certo punto smettono di sognare. Quindi io di sognare ho smesso ormai tanto tempo fa. Quindi l'assessore Venturini, spero, mi risponderà su quali sono le opere veramente prioritarie, cioè cosa io vedrò cantierato nel 2026 per quanto riguarda la sicurezza delle nostre acque, prevenzione della siccità e allagamenti che arriveranno il prossimo inverno, tanto ormai gli eventi climatici estremi, se voi li volete riconoscere, ci sono
dobbiamo conviverci, dobbiamo adattare il nostro territorio e questo è il momento in cui lo facciamo, questo è il momento in cui ci mettiamo i soldi e facciamo le scelte politiche. Se invece non ci mettiamo i soldi o facciamo le scelte politiche su altro, effettivamente questa cosa non la riusciamo a fare. E voglio chiedere anche se è vero che per quanto riguarda i piccoli bacini di laminazione, stiamo parlando non dei grandi bacini, ma di quello che noi abbiamo sempre sostenuto essere degli interventi puntuali nei territori per riuscire a lavorare anche sulla nostra sicurezza, se è vero che noi quest'anno, in questo piano delle opere, mettiamo quasi 50 milioni di euro in meno. Io ho provato a fare bene i conti rispetto agli anni precedenti, voglio una risposta politica in quest'Aula, non da chi dirige la Commissione urbanistica, ma da chi oggi ha il compito di governare questa Regione, perché nelle legislature precedenti si facevano queste domande e chi aveva incarico rispondeva. Oggi lo faccio all'assessore Venturini, ho azzecchinato, chiedo se è vero che abbiamo 50 milioni di euro in meno rispetto all'anno precedente programmato sulla sicurezza idraulica, perché in effetti anche facendo un piccolo conto della serva, noi rispetto all'anno precedente vediamo di avere esattamente più o meno una quarantina di milioni di euro in meno. Scusate, una cinquantina di milioni di euro in meno, quindi io voglio davvero capire se ho fatto i conti correttamente tabella per tabella rispetto all'anno scorso, se è vero che abbiamo una cifra così importante in meno esattamente su quella che dovrebbe essere la priorità del nostro territorio. E poi vado su una cosa che mi sta non solo a cuore, ma ancora più a cuore, perché abbiamo visto a mezzo stampa cosa si sta discutendo rispetto all'ospedale di Padova. Noi abbiamo in quest'Aula, un po' di tempo fa, come sapete, discusso varie volte di una DGR che nel 2025 era stata approvando un accordo INAIL, UAOP, dove il costo complessivo dell'opera di 870,8 milioni di euro, di cui 800 milioni dovevano essere garantiti da INAIL tramite il Piano Nazionale di Investimenti Immobiliari, con poi una restituzione. Era una delibera di giunta che in quest'Aula negli anni precedenti avevamo più volte chiesto di venire in Aula a riportare le informazioni e per coerenza io lo faccio in quest'Aula anche adesso, perché a mezzo stampa apprendiamo e chiediamo di avere informazioni, ma io in qualche modo non posso continuare a mandare un comunicato stampa in risposta a quello che leggo rispetto al Presidente Stefani, rispetto a Gerosa, che ci rassicurano del fatto che l'ospedale a Padova, dopo averne discusso per tanto tempo e anche cercato di fare in modo che si velocizzassero alcuni accordi, vediamo sulla stampa che potrebbe essere cambiato qualcosa, ma non sappiamo cosa è cambiato. Allora, abbiamo già fatto una richiesta con il collega Michalizzi, con la vicepresidente della Commissione Luisetto, chiesta in Commissione Sanità per avere le informazioni necessarie, ma fino a che le commissioni non saranno pubbliche, e qui guardo il Presidente del Consiglio Zaia che so che condivide questa battaglia, rendiamo le commissioni pubbliche, perché altrimenti, le commissioni consigliari, perché altrimenti io devo riportare in quest'Aula, che è l'unica pubblica, è l'unica in cui io posso nella mia funzione parlare con chi sta fuori di qui, devo riprendere questo tema, portare un ordine del giorno oggi, che presenteremo. Io spero che anche solo per la rilevanza di questo tema oggi lo possiamo discutere sull'ospedale di Padova, perché noi dobbiamo capire se la Giunta intende prendere provvedimenti rispetto a quello che abbiamo letto sulla stampa. Succederà che l'opera pubblica prima, è vero che non la finanziamo col piano triennale delle opere pubbliche, ma opera pubblica comunque è, e comunque c'è una DGR che voi avevate approvato prevedendo un finanziamento. Allora noi qui oggi che stiamo parlando, e non lo faremo più, lo dico anche ai colleghi consiglieri, il piano triennale delle opere pubbliche si vota una volta sola in Consiglio e poi ci rivediamo l'anno prossimo. Allora oggi è il momento di parlare di
opere pubbliche, ma per il mio territorio, oltre a vederne alcune che non si faranno mai, waiting for Godot, spero che qualcosa venga cantierato, ma glielo chiederò poi quando arriverà di nuovo la collega Venturini. Quella primaria è sulla sanità ed è una delle opere su cui abbiamo appreso a mezzo stampa che probabilmente ci saranno dei cambiamenti. Qualcuno si degna di venire in quest'Aula a informarci in maniera precisa su cosa accadrà di una infrastruttura, opera pubblica fondamentale per il territorio in cui sono stata eletta? Allora, in questo ordine del giorno, se mi verrà permesso di essere presentato, chiediamo formalmente che si venga in Commissione a riferire, come abbiamo già chiesto, che si venga in quest'Aula a riferire pubblicamente rispetto a un territorio che chiede di avere chiarezza e si chiede se ci sono già delle informazioni che possono essere date oggi per rassicurare un territorio intero. Questi sono i punti legati ai temi delle opere pubbliche su cui oggi discutiamo. Quindi, concludendo, abbiamo un file di fronte che è un file dei desideri, perché davvero basta farci prendere in giro opere pubbliche che negli anni precedenti non sono state cantierate. Io oggi me le ritrovo in priorità 2, in priorità 1, in priorità 3. 2, non ci sono i soldi per farle, perché voglio sapere effettivamente se questi 114 milioni di euro sono disponibili, in disponibilità per dire nell'anno 1 2026 cantiereremo e avvieremo le opere. Non credo, perché abbiamo dei problemi. Terzo, voglio sapere, anche se non è direttamente collegato, cosa sta accadendo su una delle opere pubbliche strategiche per la sanità territoriale, e non solo ospedaliera e territoriale, della provincia dove sono stata eletta, l'ospedale di Padova. Ho finito di parlare, ci ho messo parecchi minuti, attendevo di vedere i due assessori competenti, mi spiace per chi è in aula, ovvio, il collega Giacinti ha il bilancio, quindi diciamo, ma io ho bisogno di avere delle risposte dagli assessori Zecchinato e Venturini che hanno la diretta competenza di questo provvedimento e che oggi, almeno fino ad ora, non sono in aula. Consigliere Galeano, prego. Grazie Presidente. Volevo capire se la proposta sulla correlazione andava avanti oppure se si riuniva la seconda commissione. Quale proposta? Discutevamo col le proposte segretario. le facciamo in pubblico. Sì? Allora, noi non possiamo sapere cosa avete discusso. Sì? Se era possibile convocare velocemente la seconda commissione per nominare un altro correlatore al posto di quello assente in maniera da poter avere le tempistiche per esporre le nostre posizioni con i tempi e la correlazione. Presidente Commissione. Per me non è un problema, possiamo anche convocarla e parlarne. Sala del Leone, 1 minuto. Non muovetevi dai banchi, solo la Commissione. C'è quasi un casino.
Prego, riprendiamo la discussione. Se i consiglieri entrano, prego consigliere Galeano, lei aveva la parola e immagino che c'è anche una comunicazione. Prego, accomodatevi. Prego consigliere. Date la parola al consigliere Galeano, grazie. Grazie Presidente, ringrazio anche per questa eccezione procedurale che viene Per favore concessa. accomodatevi e chiudete le porte. Allora cos'è una sagra questa? Chiudete le porte per favore. Le porte. Prego consigliere. Per ogni istituzione, per ogni amministrazione, quello del programma triennale delle opere è ovviamente un momento sempre molto importante, che determina la visione e l'impegno di quello che si dice che si andrà a fare per gli anni successivi. Andando a vedere un po' questo piano, in passato questo era un corposo documento, una sorta di libro dei sogni dove dentro ci si inseriva qualsiasi cosa potesse essere un desiderata della politica, pur sapendo che molto spesso però non vi erano le condizioni e le coperture per realizzarle. Le cose stanno un po' cambiando, nel senso che questo piano che ci accingiamo a discutere oggi va riconosciuto che è un piano importante dove la parte del leone è fatta dalla pianificazione riguardante gli interventi della difesa del suolo, e gli interventi lo dicono. Per quanto riguarda infatti le risorse a bilancio, il bilancio regionale, fonte di finanziamento regionale, finanzia nel triennio 2026-2028 poco meno di 12 milioni di euro su 257 milioni. Quindi sul complessivo delle risorse che noi vediamo nel triennio sappiamo che quelli che derivano da bilancio regionale sono 12 milioni di euro, e questo si collega a quanto diceva prima la consigliera Ostanel sull'ossigeno, sulla possibilità di prospettiva che la Regione da sola ha, al di là di quella che può essere l'importante capacità di cogliere finanziamenti, di intraprendere un percorso di sviluppo per questo territorio, che ripeto, se i dati lo dicono, ha un buon lavoro, sicuramente migliorabile, ma un buon lavoro fatto sul fronte della difesa del suolo, lascia assolutamente poche prospettive su tutte quelle che sono le altre necessarie vie di investimento che servono per garantire un futuro alla Regione stessa. E questo dei 12 milioni di finanziamento proprio regionale su 257 milioni complessivi del piano è un dato importante. Poi bisogna altresì dire che dal piano di per sé non si colgono tutti quelli che sono gli interventi effettivi su cui la Regione stessa interviene, e qui nella precedente legislatura venne fatto un intervento normativo con cui è stato introdotto il comma 9 ter all'articolo 4 della legge regionale 27 del 2023 che diceva che contestualmente alla trasmissione al Consiglio regionale. Scusate, c'è il correlatore che sta intervenendo. Consigliere Caligaro, cosa sta succedendo? Siete in tre a parlare. C'è un problema? C'è il correlatore che sta intervenendo, dopo per ripiccarci ci tiene qua un'ora in più, quindi adesso finirà i suoi 15 minuti e finisce lì, no? Grazie. Rigo, vedo sempre dove sei, tranquillo. Grazie Presidente. Dicevo, contestualmente alla trasmissione al Consiglio regionale del programma triennale dei lavori pubblici, l'articolo 9 ter della legge che citavo prima e dell'elenco annuale dei lavori adottati di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente una scheda per ciascuno degli interventi inseriti nell'elenco annuale dei programmi triennali dei lavori pubblici degli anni precedenti, ancora in corso di esecuzione oppure ultimati successivamente alla redazione della relazione l'anno precedente, contenente le informazioni sullo stato di avanzamento
l'andamento dei lavori e finanziario dell'intervento. E questo in combinato disposto con le altre normative ci dice appunto di come nel piano che noi andiamo a vedere non ci sono tutti gli interventi. Se noi poi prendiamo l'ultima rendicontazione ci accorgiamo che dei 132 interventi inseriti nell'elenco annuale 2025-2027, 60, quindi poco meno della metà, sono stati riproposti nella programmazione 2026-2028 oggi in esame. È quanto diceva appunto anche qui la consigliera Ostanel sul fatto che poi di anno in anno c'è una riproposizione degli interventi a testimonianza del fatto che molti di quelli che sono elencati non hanno poi effettiva realizzazione, quindi concretizzazione sul territorio, e questo della riproposizione degli interventi e quindi del sostanziale rinvio della stragrande maggioranza degli interventi previsti nel piano è il secondo dato su cui vogliamo porre l'attenzione. Sappiamo poi che non figurano nel piano stesso altri interventi di interesse regionale, tipo quelli delle unità locali sociosanitarie, enti dipendenti dalla regione, ATER, quindi insomma sono vari gli interventi che qui non vediamo. Passando poi ad alcuni numeri del piano stesso. Nel triennio su 257 milioni complessivi 215 sono dedicati alla difesa del suolo, a testimonianza di quello che dicevo prima nell'incipit, ovvero che la difesa del suolo fa la parte del leone. Su 203 milioni di costi complessivi degli interventi inseriti invece nell'elenco annuale, 169 milioni di questi 203 riguardano la difesa del suolo, a testimonianza di quello che si diceva, e ulteriore controprova è che 791 milioni di euro su 852 di costi complessivi degli interventi inseriti nel triennio riguardano la difesa del suolo. Ecco, questo per dire che nel momento in cui noi redigiamo un piano che per tutti vuole essere sicuramente, ripeto, un momento importante di programmazione, per quanto esso sia un libro dei sogni, se non abbiamo delle risorse ulteriori a quelle che si portano a casa dai finanziamenti, posto come dicevo prima che solo 12 milioni su 257 sono finanze dirette della Regione, noi capiamo come di prospettive ne possiamo davvero avere ben poco. Pensiamo alla questione dei giovani e all'obiettivo che lo stesso Presidente Stefani ha fatto di questo tema in tutta la fase della campagna elettorale e all'interno dei documenti programmatici più importanti. Ebbene, università, stakeholder qualificati, tutti dicono che per tenere i giovani sul territorio servono importanti investimenti nei servizi, nell'innovazione, e noi capiamo come non basterebbe qualche milione come i 5 milioni del data center per Padova che abbiamo approvato nel bilancio, ma servirebbe probabilmente qualche miliardo, così come è stato fatto per la Pedemontana e pochi altri interventi, per investire sulla gestione dei dati e su tutte quelle infrastrutture che mettono in connessione università, industria, scuola e mondo produttivo, e che sono quella infrastruttura fondamentale che serve per tenere i giovani sul territorio, oggi e soprattutto in avanti. Se su questo non ci sono prospettive concrete di finanze che la Regione può gestire da sola, noi capiamo come certo proviamo a fronteggiare un'emergenza, quella dell'adattamento climatico e del cambiamento climatico che ovviamente condiziona le nostre giornate, i video e le grandinate dei giorni scorsi lo testimoniano ancor più una volta tanto se ci fosse bisogno, ma ripeto, le prospettive di sviluppo di questo territorio perdono un po' senso nel momento in cui, pur essendo questo un piano dei sogni, quei sogni non trovano materializzazione, soprattutto con quelle infrastrutture che appunto lo stesso Presidente Stefani metterebbe in risalto come quelle fra le sue priorità. Concludendo, anche io voglio sottolineare come la mancanza degli assessori in questo momento è davvero un elemento qualificante di una discussione che non può avvenire in maniera approfondita e con un dibattito significativo come quello che chi ci ascolta e il Consiglio tutto meriterebbe. Le commissioni sono un momento importantissimo per approfondire le tematiche. Che oggi ci sia l'assessore al bilancio noi lo apprezziamo, che ci sia quello dei trasporti lo stesso, però le persone che mancano, ovviamente l'assessore Venturini
Bernardini, l'assessore Zecchinato, che sono quelli che di questi temi hanno la competenza importante, sì, la loro presenza sarebbe stata fondamentale. Non ricordo comune dove non si discuta il bilancio e connesso i documenti programmatici tipo il piano triennale dove non si presentano o il sindaco o un assessore competente. Se succedesse, insomma, abbiamo tutti presente quali sono gli strali che vengono lanciati di solito a quell'amministrazione. Ecco che anche da quello che ci veniva detto, insomma, la prassi in passato, eccolo qui l'assessore Zecchinato, intanto lui ci ha raggiunto, che la prassi nella scorsa legislatura fosse che gli assessori comunque fossero presenti al momento della discussione, spesso vediamo che viene disattesa in questa legislatura e non capiamo che cosa debba essere effettivamente cambiato. Ecco, questi sono i punti. Volevo solo aggiungere che presento poi un emendamento in qualità di correlatore e l'illustrazione poi dello stesso emendamento sarà fatto dal consigliere Dalla Pozza. Grazie. Prego. Consigliera Luisetto. Prego. Grazie Presidente, intervengo solo a seguito di quanto ha ben detto il correlatore per sottolineare come spesso anche quando si amministra un comune il piano delle opere è un po' il luogo in cui porti avanti una serie di progetti. Magari il primo anno ci metti cose che potrebbero essere fattibili, negli anni successivi cerchi di mettere i desiderata nell'auspicio di trovare le risorse per poterli portare a casa. Faccio solo una brevissima considerazione su uno dei temi al centro di questo piano che dovrebbe esserlo, e cioè quello della sicurezza idrogeologica. Non molte settimane fa con i rappresentanti vicentini del territorio abbiamo ascoltato quello che è stato un vero e proprio grido di aiuto da parte delle amministrazioni della Valle del Lagno, che si sono trovate dopo l'alluvione dello scorso anno, che sappiamo ha avuto la tragica conseguenza dei 2 morti, nelle 2 persone decedute dopo il crollo del ponte dei Nori. Proprio in quel contesto lì ci hanno richiamato alla responsabilità collettiva, una responsabilità verso un territorio che sui 40 milioni di euro di danni ne ha ricevuti ad oggi 3,5, nemmeno 4. È un esempio concreto per dire che quando parliamo di sicurezza idrogeologica la necessità di investimenti deve essere capillare, circostanziata e organizzata sulla base delle reali esigenze. Qui noi abbiamo un territorio che rischia di chiudere ogni volta che c'è un allarme, i ponti e i collegamenti. È dunque un richiamo all'interno di questo piano e nella programmazione regionale ad avere coraggio nell'affrontare tematiche come queste, perché lasciare da soli territori che rischiano davvero ogni giorno, quotidianamente, ad ogni cambio di meteo, di non avere risposte e non trovare istituzioni attente, io credo che non ce lo possiamo permettere. È evidente che c'è una filiera intesa come un accordo, un dialogo che ci deve essere tra il livello nazionale e il livello regionale, ma anche quando c'è una nostra responsabilità di progettare il futuro, una responsabilità di chi governa e amministra questa regione, non si possono lasciare indietro le esigenze di enti locali che veramente faticano a trovare risposte, a costruire risposte di sistema, perché ovviamente cifre come quelle che vi ho citato non sono assolutamente a una portata locale. Lo dico perché i bisogni e le esigenze di questo territorio sono molte, ma se vogliamo considerare uno sviluppo davvero sostenibile non possiamo prescindere dal sostegno e dal supporto agli enti locali in questo senso. Lo citava prima poi la collega Ostanelli, il tema dell'ospedale di Padova. Anche in Commissione abbiamo chiesto che ci sia, è arrivato anche il Vicepresidente Michalizzi, anche in Commissione abbiamo chiesto che ci sia un'audizione, le troppe notizie che si sono rincorse, i cambiamenti in corso d'opera, quale sarà il futuro di un'opera essenziale per la sanità di un territorio intero. Quindi io auspico davvero e spero, come diceva il correlatore, che il coraggio che oggi non vediamo all'interno di questo piano sia invece una guida che accompagni nei prossimi anni. Se, come si fa nelle amministrazioni locali, dove appunto dicevo prima il primo anno è quello in cui si mette all'interno del piano delle opere tutto quello che davvero si può fare, credo che dovremo e potremo fare molto di più di quanto leggiamo oggi. Grazie consigliera. Consigliera Szumski. Grazie Presidente, signori consiglieri.
Noi veniamo dalla prima osservazione di questo piano, ovviamente non portando dietro le esperienze degli anni precedenti. Tutto sommato riteniamo che sia da dare un giudizio positivo nell'impianto delle opere da portare avanti. È chiaro che il finanziamento regionale è insufficiente, diciamo che è insufficiente un po' tutto e probabilmente su questo, in termini di risorse, su questo pesano anche scelte compiute negli anni precedenti che hanno immobilizzato molte risorse e che quindi impediscono una più articolata e importante La porta per favore. Chiaramente le priorità riguardano sicuramente la sicurezza idraulica, la tutela del suolo, ci sono anche necessità che riguardano importanti settori, poi noi abbiamo presentato degli ordini del giorno che riguardano i territori di confine, la montagna, i territori interni che hanno delle problematiche e i comuni che vanno aiutati in un ambito di coordinamento importante che secondo me deve avere la Regione anche nei lavori pubblici minori, perché è un elemento di difficoltà che riscontriamo in tantissimi enti locali, anche di capacità di progettazione, quindi su questo sarà opportuno muovere un tavolo, ma ne discuteremo poi in maniera più articolata, credo, nell'ordine del giorno. E quindi dal punto di vista generale quello che si capisce è il ritardo nello svolgere anche alcune opere. Io parlo nella provincia di Treviso, dove ci sono degli importanti interventi di laminazione che lungo il Livenza e il Monticano che sono da anni in corso di esecuzione, stanno avanzando ma non con la necessaria rapidità che ci vorrebbe per la tutela del territorio e delle persone soprattutto. E quindi ci auguriamo che da questo poi ci possa essere, una delle proposte che abbiamo fatto, anche un pit stop di coinvolgimento dello svolgimento dei lavori da parte del Consiglio regionale, cioè sullo stato delle opere, non discuterne un anno dopo per dire come stanno le cose a un anno di distanza, ma in corso d'opera per vedere quali sono le criticità, le disponibilità. Poi è chiaro che rimane il problema delle risorse e su questo io credo che la nostra proposta di una costituente per l'autogoverno del Veneto debba essere colta come una proposta in cui si cerca di portare a casa nei modi che si devono condividere le opportunità che sono previste dalle leggi e che non sono completamente applicate attualmente, anche con una modalità di diciamo borderline, se mi si passa questo termine, di interpretazione. Grazie consigliere. Consigliere Rocco. Sì, è chiaro che noi di fatto stiamo facendo le nozze con i fichi secchi. Innanzitutto una riflessione, probabilmente questo tipo di discussione avrebbe più senso se collegata al bilancio di Veneto Strade, perché è chiaro che poi è nel bilancio di Veneto Strade che noi troviamo tutta una serie di opere strategiche. Io penso al mio territorio, quarto lotto della tangenziale e Terraglio Est, che sono fondamentali per ridare una dimensione di razionalità alla viabilità trevigiana, sono chiaramente delle opere inserite nel bilancio di Veneto Strade, quindi capisco che è la prima commissione che ha una funzione di controllo, capisco che poi noi affronteremo la discussione nel consolidato, però è chiaro che rischiamo di discutere questo programma triennale attraverso, come dire, degli interventi molto importanti, ma che sicuramente non restituiscono un'idea di sistema per quanto riguarda la crescita della nostra regione. Penso che gli interventi siano tutti interventi positivi. È chiaro che il dissesto idrogeologico prende una grande parte del bilancio e quindi non può che essere così, questa è sicuramente un'emergenza. Concordo con quanto dice la collega Ostanel che l'altro lato del dissesto idrogeologico è la siccità, rispetto alla quale gli interventi sono di altra natura, dalla pulizia dei fiumi al magari cercare delle risorse nei LIFE. Secondo me un'altra riflessione che andrebbe un po' introdotta, che non riguarda direttamente, come dire, il lavoro della Regione, ma che incide profondamente sulle capacità di spesa, deve essere un ragionamento sul bando opere medie. È un bando statale che vede il Veneto profondamente penalizzato. Il bando opere medie è un bando da 1,4 miliardi di euro.
è la prima volta che abbiamo l'opportunità di affrontare questo discorso. So che diversi colleghi, so che diversi consiglieri regionali che sono stati sindaci e che hanno ancora ruoli all'interno dell'ANCI hanno sollevato la questione. Io mi permetto di portarla in aula, proprio oggi che discutiamo di queste opere, perché la maggior parte di queste opere potrebbero tranquillamente essere finanziate con il bando opere medie. Bene, il bando opere medie prevede 1,4 miliardi di euro a livello nazionale e i criteri su cui si erogano i fondi sono quelli del disavanzo. Cioè il 53% dei fondi che vengono erogati dal bando opere medie va a comuni che sono in disavanzo. Questo significa che il 53% delle risorse vanno a comuni che risiedono in Calabria, Sicilia, Molise e Lazio. Ecco, su questo so che ANCI si sta impegnando. Solo il 12% delle risorse del bando opere medie, che sono quelle con cui poi si va a finanziare il dissesto idrogeologico, si vanno a finanziare le opere di sicurezza stradale, ecco, soltanto il 12% va a regioni del nord. È chiaro che noi stiamo discutendo un programma triennale condivisibile, apprezzabile, però sicuramente che può essere sintetizzato con è difficile fare le nozze con i fichi secchi. Grazie consigliere. Prima di passare la parola al consigliere Cunegato, vi informo che è stato presentato un emendamento dal relatore, il consigliere Galeano, e quindi 10 minuti per eventuali subemendamenti. Prego consigliere. Sì, grazie. Dal mio punto di vista questo piano manca, come dire, di due grandi fonti di finanziamento che oggi sarebbero essenziali. Mi riferisco a degli interventi adeguati nelle opere rispetto al dissesto idrogeologico. Io ricordo che c'è un rapporto ISPRA che dice che per ogni euro che noi in Italia spendiamo per opere di mitigazione ne spendiamo 6 nei danni. Allora, prima la consigliera Luisetto ricordava quanto è avvenuto a Valdagno. Noi abbiamo ascoltato le grida di dolore di sindaci che in maniera bipartisan ci hanno detto: abbiamo 40 milioni di danni. Da Roma sono arrivati dopo un anno 3,5 milioni di danni e questi sindaci hanno detto: noi chiuderemo i ponti, e scriveremo di chi è la responsabilità di tutto questo. Ecco, io ricordo che un tempo la Regione interveniva quando c'era il dissesto idrogeologico con finanziamenti anche rapidi. Oggi questo non accade più ed è veramente vergognoso. Fare il sindaco con dei ponti che non sono in sicurezza e senza le risorse per metterli in sicurezza è davvero drammatico e noi siamo vicini a queste comunità, invitiamo veramente la Regione a intervenire, visto che qua ci sono dei partiti che governano anche Roma, a trovare al più presto le risorse. È davvero vergognoso tutto questo. Io, se penso ad esempio a quello che è successo a Schio, è successo 2 anni fa, c'è stata l'alluvione del Caussa e ha fatto 10 milioni di danni. Ecco, noi da tempo aspettiamo finanziamenti per un bacino di laminazione di 2,5 milioni di euro, questi soldi non si trovano, ma il Caussa, lo vediamo in questi giorni, visto che cosa sta succedendo col caldo, sappiamo che il caldo genera un mutamento delle piogge, non è che piove di più, ma piove in maniera più intensa. Ecco, dovremmo rispendere 10 milioni fra poco, credo, perché non avremmo avuto in qualche modo la saggezza di fare quegli interventi che tutti i tecnici ci chiedono di fare. Ecco, dopodiché manca, ritorniamo sempre lì, sugli investimenti, una visione di opere pubbliche legate al treno. È uscita, ovviamente non c'è nessun riferimento ancora alla metropolitana di superficie che diminuirebbe il numero di persone che vanno in auto del 7,7%. Oggi stiamo parlando degli incidenti, bisogna fare molte cose, ma sicuramente una delle cose da fare è diminuire le macchine e manca ovviamente tutto il discorso sull'elettrificazione delle linee di cui abbiamo già a lungo parlato. Quindi è un piano delle opere che è insufficiente e che non dà delle risposte ai bisogni fondamentali dei Veneti. Grazie consigliere. Consigliere Dalla Pozza, prego. Sì, intervengo anch'io per rimarcare 2 questioni. La prima è che in un provvedimento così importante sarebbe stato opportuno che la presenza degli assessori competenti fosse stata garantita perché poi
discussione, in particolare quella sulle opere idrogeologiche, non può non vedere la presenza dei titolari delle deleghe. Io ringrazio gli assessori presenti per il fatto di essere qui, però la ritengo non sufficiente. L'altra cosa è la questione legata all'individuazione delle opere che sono poi inserite nel triennale delle opere pubbliche della Regione. Ecco, da questo punto di vista sarebbe stato più forse gradito e opportuno che la discussione sui criteri con i quali le opere vengono scelte non fosse una calata dall'alto, ma che provasse a recepire quelle che sono le istanze che arrivano anche dai rappresentanti del territorio. Non ne faccio una questione di maggioranza o di minoranza, ma ne faccio una questione complessiva, perché poi questa è l'ossatura principale di quello che si fa sul territorio, visto che questa è una regione che viene definita una regione del fare. Sulla questione della quantificazione invece delle opere rispetto ai temi del territorio, vediamo quanto la percentuale delle opere di difesa idrogeologica sia rilevante rispetto al totale delle opere. Ecco, questo è un tema che ci deve portare a interrogarci su quanto stiamo facendo in prospettiva futura. L'ho fatto presente anche in Commissione. Una parte delle opere previste, in particolare per le opere di laminazione, aggiornate al 30 aprile 2026, questi sono i dati della Regione stessa, risulta finanziata soltanto a livello di progettazione. Mancano le risorse per realizzare le opere. Allora, lo dico senza possibilità di essere fraintesi: o si trova la modalità per avere le risorse per realizzare le opere, oppure è meglio dichiarare che quelle opere non si faranno più. C'è un tema, e lo dico agli assessori, manca in questo momento l'assessore al bilancio presente, sul quale bisogna che venga fatta un'azione. Non ci sono più finanziamenti per i comuni, non ci sono più linee di finanziamento per le regioni, perché dobbiamo dirlo fuori dai denti, tutte le risorse dello Stato in questo momento qui sono indirizzate sulla questione del ponte sullo Stretto di Messina. Allora, alla faccia dell'autonomia della Regione, noi stiamo finanziando un'opera sulla quale esistono grandissimi dubbi, sulla quale esistono in questo momento qui indagini della magistratura che parlano per l'ennesima volta di infiltrazioni mafiose nell'allocazione delle risorse. Stiamo parlando di un'opera di cui non sappiamo nulla dal punto di vista realizzativo, in quanto le voci contrarie e le voci dubitative sono continue, e che ha drenato drammaticamente tutte le risorse a disposizione. Quando prima il consigliere Rocco parlava del fondo per le opere medie, diciamo che sono quelle che servono a tenere in piedi i ponti ed è una linea di finanziamento sulla quale non accedono più i comuni, perché per il 2026 erano stati stanziati 500.000 euro, manco il bilancio del comune più scalcagnato del Veneto nelle opere pubbliche quota 500.000 euro, e sono quei fondi che, ripeto, servono a fare la manutenzione di ponti, cavalcavia, eccetera. Provate ad andare a chiedere in qualunque amministrazione comunale del Veneto qual è lo stato di preoccupazione per non riuscire ad accedere a linee di finanziamento che servono a tenere in piedi
in piedi infrastrutture che sono fondamentali. A meno che qualcuno non si stia prendendo la responsabilità di avere un ponte Morandi 2 in Veneto, perché queste opere qui non garantiscono solo il passaggio da una zona territoriale a un'altra, ma garantiscono anche la sicurezza delle persone. E a meno che qualcuno non si voglia prendere la responsabilità di replicare cose già viste in Italia, io ritengo che un'azione forte da parte anche della nostra Regione rispetto al Governo sull'allocazione di risorse debba essere fatta. Io ho fatto l'assessore in un momento storico nel quale ho avuto accesso a risorse che mi hanno consentito di realizzare una tangenziale, un pezzo di tangenziale su Vicenza, ho avuto risorse per realizzare con il bando, cosiddetto bando periferie, opere pubbliche che hanno avuto una leva di almeno 4 volte superiore ai fondi che il Comune di Vicenza ricevette, 18 milioni di euro a quell'epoca, ma movimentandone per almeno 4 volte tanto, e ne hanno beneficiato gran parte poi dei comuni del Veneto, perché poi nella seconda graduatoria vennero finanziate praticamente tutte le amministrazioni comunali. Oggi non esiste più niente, non esiste più niente, e devo rimproverare la mia regione, certo, per non mettere sufficienti risorse a bilancio per le opere pubbliche, perché, diciamolo fuori dai denti, le briciole che vediamo nelle tabelle di bilancio dovrebbero farci gridare allo scandalo, ma io grido allo scandalo ancora più forte quando guardo alle risorse dello Stato. Allora, decidiamo in che direzione vuole andare il nostro Paese, decidiamo in che direzione vuole andare la nostra Regione, perché finita la manna del PNRR, e scusatemi, apro e chiudo parentesi, utilizzata malissimo, perché abbiamo finanziato col PNRR, anziché infrastrutture strategiche per il nostro Stato, abbiamo finanziato piazze all'interno di comuni. È stata una pioggia di soldi che ha messo tra l'altro in crisi i comuni stessi, perché oggi le strutture tecniche non sono nelle condizioni di operare con così tanti progetti e con così tanti soldi, e speriamo che le rendicontazioni poi non diano sorprese. Fortunatamente la percentuale delle opere non realizzate, almeno nella nostra regione, è una percentuale molto bassa, ma detto questo, finito il PNRR, sarà interessante capire di che cosa vivremo nei prossimi anni. Allora, ritorniamo, e lo dico con spirito collaborativo, ritorniamo a parlarne tra maggioranza e opposizione in questo Consiglio del come riusciremo a reperire le risorse per dare risorse, scusate il gioco di parole, alle amministrazioni comunali, al territorio. Quello che citava prima la consigliera Luisetto, i danni da maltempo nella zona della Valle dell'Agno sono un problema reale. Non possiamo trovarci sindaci che non sono certo appartenenti alla mia parte politica che dicono che alla prima allerta gialla chiuderanno i ponti, perché è un problema non di maggioranza o di opposizione, ma è un problema di territorio. Allora, quello che vi invito a fare, e mi piacerebbe sentire anche qualche voce della maggioranza in questo dibattito, è: mettiamoci di fronte gli uni agli altri e cerchiamo di capire in che modo le risorse per funzionare al meglio gli enti territoriali e la nostra regione possano essere trovate. A me non importa alzare la mano e dire che non ci sono risorse, perché comunque non ho risolto il problema. Mi interessa capire in che direzione volete andare per trovare quelle risorse per risolvere il problema. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Michalizzi. Sì, grazie Presidente. Intervengo anch'io su questo punto per mettere a fuoco alcune questioni. Ma anzitutto una di carattere generale, insomma, il piano delle opere è un documento che non va preso come un elenco di opere pubbliche una dietro l'altra, ma rappresenta
quello che dovrebbe essere il disegno, la visione strategica del Consiglio, della Regione sul nostro territorio. E a guardare questo documento quindi si vede che ci sono alcune questioni, alcuni elementi che mancano all'appello, e sono questioni e elementi sulle quali abbiamo fatto riferimento in questi mesi di avvio legislatura. Ne cito alcune. Una è la necessità della nostra Regione di sostenere gli investimenti per in qualche modo sostenere anche lo sviluppo del nostro territorio, comuni, imprese, sicurezza e manutenzione delle opere, dissesto idrogeologico, tutte le cose insomma di cui abbiamo parlato e che sono state citate anche nella discussione. Allora, un numero che balza agli occhi, secondo me è importante, ed è bene che ci facciamo una riflessione, perché vedere che su 257 milioni di interventi solo 12 appartengono al bilancio proprio del Comune, ai fondi della Regione, chiedo scusa, e ai fondi regionali, questo significa che il nostro ente è troppo dipendente dalle condizioni esterne e che quindi poco potrà incidere sulla capacità di dare una direzione rispetto a tutte le cose che ci siamo detti. Allora, come minoranza noi abbiamo posto il tema di fare una riflessione e agire sulle entrate. Non è una discussione, come dire, ideologica su questo punto, ma rappresenta un'urgenza, una riflessione che noi dobbiamo fare per rispondere a una domanda: vogliamo incidere, vogliamo imprimere un cambiamento, vogliamo dare una direzione da qui ai prossimi anni, oppure ci adagiamo e ci adattiamo alle condizioni che troviamo? Quando interveniamo con una così poca parte sugli investimenti che siamo capaci di mettere insieme, significa che non vogliamo agire. Significa che, come dire, sfruttiamo, utilizziamo quello che c'è senza avere il coraggio, come dire, di imprimere una direzione ed una scelta. Altre due sono le questioni importanti. Una la citava prima il collega Dalla Pozza nel suo intervento, ma è stato un elemento importante della discussione che abbiamo avuto, penso alla riflessione che abbiamo fatto sul bilancio e le audizioni che abbiamo tenuto in quest'Aula incontrando imprese, associazioni e soggetti di questa nostra Regione. Il tema è questo. Finita la stagione del PNRR, che ormai è conclusa, con quali strumenti noi andiamo a investire nel nostro territorio? Allora, negli anni l'Europa ha dato le sue risposte col PNRR e ha messo nelle condizioni i territori di fare investimenti importanti. Poi alcuni sono andati bene, altri, come dire, faticano, stanno arrivando. Di sicuro però c'è stato, come dire, un forte impulso sul territorio. Gli anni prima i finanziamenti statali fra bando periferie, piani per l'abitare e via discorrendo hanno garantito ai territori risorse per poter indirizzare investimenti necessari. Quello che manca e quello che preoccupa, si diceva a quelle audizioni e dicevano quindi i soggetti del Veneto che abbiamo incontrato in quelle settimane, è oggi una riflessione da parte della Regione nel dare la risposta a quale domanda. Con che strumenti noi andiamo a imprimere lo sviluppo, andiamo a imprimere il cambiamento, andiamo a dare risposte laddove ci sono le necessità di cui si faceva riferimento prima. E penso al tema delle infrastrutture. In tante occasioni abbiamo evidenziato dove ci sono grosse carenze. È un dibattito anche che in queste settimane sta animando anche sulla stampa, insomma, le diverse forze politiche, nel tentativo anche di trovare convergenze comuni. Ma se nello strumento finanziario che noi oggi stiamo discutendo non abbiamo nessun indirizzo su questo, si capisce che la Regione non vuole esercitare alcun ruolo rispetto anche alle carenze infrastrutturali che questo territorio ha.
E penso al Veneto centrale, penso alla 308, penso al nodo di Padova Est, penso alla Romea, penso al tema dell'alta velocità, sulla quale ovviamente la Regione non ha competenze dirette, ma come dire può esercitare un'autorevolezza, con autorevolezza il proprio peso sul governo. Noi di questo non vediamo traccia su un documento che invece dovrebbe in qualche modo segnare questo tipo di indicazioni. Come non si vede nemmeno nessun, come dire, non dico accelerazione, ma nemmeno anche presenza rispetto alla necessità di investire sul tema del trasporto pubblico in un momento in cui stiamo ridisegnando i bacini, in cui la Regione entra dentro gli organi di governo e quindi in qualche modo vuole esercitare una competenza, ma come lo fa? Senza mettere le risorse e lasciando che queste arrivano solo dai territori. Chiudo su una questione, vorrei portare anche all'attenzione un tema che secondo me è molto importante. Riguarda la città di Padova, ma è un tema che non riguarda solo Padova, è un tema che riguarda tutta la nostra regione. In questi mesi stiamo assistendo a un dibattito che sta riavvolgendo il nastro su una delle opere fondamentali che la Regione sta portando avanti, ovvero il nuovo polo della salute, l'ospedale di Padova Est. So che alcuni colleghi lo hanno citato e hanno argomentato rispetto a questo nei loro interventi. Io richiamo l'attenzione del Consiglio su questo punto perché non diventi l'opera di un territorio o di una parte politica, ma che venga presa come una necessità e un'urgenza, visto che il dibattito nella città di Padova è partito nel 2013 con la firma di un accordo che prevedeva la realizzazione del polo ospedaliero di Padova sull'area di Padova Ovest. Nel tempo poi la politica ha fatto camminare quest'opera e spostarla in vari punti della città e dopo faticose peripezie è arrivato a Padova Est. Per la città, dal punto di vista infrastrutturale, dal punto di vista della posizione, non è sicuramente la posizione migliore, ma si è deciso tutti quanti insieme di continuare in questa direzione perché la sanità veneta, la sanità padovana ha estremo bisogno di un ospedale nuovo con le caratteristiche che il presidente Zaia, all'epoca presidente della Regione, aveva presentato nel 2015 proprio nell'aula magna dell'ospedale Giustinianeo di Padova. E noi tutti eravamo convinti che quello era il momento in cui un'opera così importante potesse finalmente partire. Allora io vorrei che quella non fosse un'opera di una parte politica, ma fosse l'opera di un consiglio regionale, di un territorio, di una provincia, di un comune, di un'università, di un'azienda ospedaliera che dopo anni di lavoro come dire, finalizza un intervento che il territorio sta aspettando. Non è un dibattito solo per la politica, solo per i medici e per gli infermieri. Guardate che le condizioni in cui sono sottoposti i pazienti e gli utenti nelle attuali strutture degli ospedali che è la città di Padova chiama non solo per le ragioni di ricerca e di investimenti e di qualità del servizio sanitario, ma anche per una città che ha la necessità di vivere l'aspetto delle cure in condizioni diciamo diverse rispetto a quelle di adesso. Allora io penso che sia grave il fatto che qui in questo documento oggi non ci sia nulla che in qualche modo possa prevedere una strategia rispetto a questo, perché da quello che leggiamo come dire, le notizie, guardo anche l'assessore che mi ascolta interessato, parlano ancora oggi di una strategia molto confusa, di un'amministrazione che con il cambio della Guardia ha riavvolto il nastro e ha cambiato i programmi su un'opera rispetto a finanziamenti e probabilmente anche rispetto a un progetto e anche rispetto all'assetto della sanità padovana. Perché mentre prima le schede parlavano di un'organizzazione su 2 poli ospedalieri, oggi rispunta, come se fosse un dettaglio di poco conto, il fatto che invece la sanità padovana potrebbe organizzarsi invece su 3 poli ospedalieri. Sono questioni non di poco conto,
ma sono questioni molto importanti che stanno, come dire, anche inquietando sul territorio tutti i soggetti coinvolti. Io dico che le grandi opere hanno bisogno di continuità istituzionale e noi su questo ci stiamo e ci siamo stati fin dall'inizio. Cambiare governo regionale non può significare quindi cambiare ogni volta programmazione strategica. La necessità è quella, e abbiamo chiesto un'audizione in Commissione Quinta proprio per mettere a fuoco questi aspetti, è che si faccia davvero chiarezza rispetto a quale sarà non solo il futuro, ma qual è la strategia che la Regione oggi intende intraprendere. Sto chiudendo. E se non ci sono le condizioni per procedere col finanziamento INAIL, che ci sia un'analisi comparata rispetto a delle alternative credibili, ma si proceda celermente perché tempi e progettazione e dimensioni non cambino una programmazione che la città aspetta da molti anni. Grazie. Scusami, non mi ero accorto. Nessuno si era accorto. La parola, interrompiamo. Grazie Presidente, alcune brevi osservazioni in riferimento a questo programma triennale delle opere pubbliche. Allora, cerco di capovolgere o di spiegare meglio ciò che il consigliere Michalizzi ha appena detto riguardo, diciamo, la visione strategica delle opere pubbliche di questa Regione e una continuità istituzionale. Vedete, io lo vedo per la prima volta perché ovviamente non ero presente nella scorsa legislatura, mi vedo un elenco di tutte queste opere con scritto soprattutto manutenzione straordinaria, gran parte di queste opere elencate derivano da manutenzione straordinaria, mi inquadro poche situazioni nuove, quindi mi pongo un problema, dico è evidente ci sono una serie di situazioni, dissesti eccetera in giro per il territorio veneto che è certamente un territorio complicato e guardo poi i numeri che vengono dati, no? E gran parte dei 257 milioni di intervento, ovvero circa la metà, 114, avvengono nel primo anno. E allora qui sarebbe interessante sapere, perché se avvengono nel primo anno occorrerebbe anche capire se erano già programmate nell'anno precedente e perché sono arrivate a essere inglobate in questo primo anno del piano triennale. Ma poi mi accorgo anche di un'altra cosa, perché, ed è qui il discorso sulla visione strategica di come vogliamo fare le opere in questa regione e come vogliamo porci dal lato infrastrutturale, perché non è che possiamo aspettare sempre che le opere, dobbiamo fare un evento olimpico perché arrivino, dobbiamo essere in grado di programmarcele anche noi. Bene, mi accorgo che sui 114 milioni del primo anno, circa la metà, 46-47 milioni, sono mutui. Allora io mi chiedo, chiedo a questo Consiglio ovviamente, come si fa a programmare opere dal punto di vista infrastrutturale di manutenzione straordinaria con i mutui. Mi sembra la cosa più banale da questo punto di vista, perché i mutui, l'indebitamento di questa regione si fa per programmare opere nel corso del tempo e costruire quelle opere che mancano. Dal lato invece della manutenzione straordinaria, io credo che questa regione abbia bisogno di fondi ben precisi, perché non può navigare a vista e fare mutui. E allora, visto che c'è anche l'assessore al bilancio e visto che fra poco andiamo a chiudere questo assestamento e visto che la Regione Veneto ha ridotto a zero il suo indebitamento, capiamo se possiamo cambiare questo paradigma, vedere se ci sono delle risorse che possono essere utilizzate immediatamente e, per quel che riguarda il piano delle opere pubbliche, in qualche modo lasciare l'indebitamento e i mutui in programmazione per studiare ovviamente quelle opere che sono un plus ultra, che servono, diciamo, per ammodernare il nostro Paese, e distinguiamo per cortesia una volta
per tutte, tra quelle che sono di straordinaria manutenzione, su cui occorre intervenire per emergenza immediata o emergenza in qualche modo un po' derivata, e quelle che invece è una programmazione seria di una regione seria che deve fare per i prossimi anni, capendo quali sono risorse a disposizione, capacità di indebitamento, e andare a programmare queste situazioni qua. Perché da questo piano triennale, mi auguro non sia come quello precedente, io francamente non evinco questo, evinco solo un insieme di opere buttate lì, un elenco da questo punto di vista, plausibile, tutto quello che volete, ma che con la visione strategica e la programmazione di una regione come questa ha poco a che fare. Grazie. Grazie consigliere Baldana. A questo punto chiudo la discussione. Se non ci sono altri interventi, non ce ne sono. Do spazio per le repliche all'assessore Zecchinato, che ha chiesto di intervenire. Grazie Presidente. Intervengo rispetto ad alcuni temi emersi, ma di fatto qualcosa è già stato sostanzialmente evidenziato anche negli interventi degli stessi consiglieri. Allora, per quanto riguarda la viabilità e le strade, ho sentito con piacere che il consigliere Rocco ha evidenziato un punto particolare, nel senso che gli interventi di Veneto Strade sono interventi che sono nel piano delle opere pubbliche di Veneto Strade, è una società chiaramente a parte, per cui non troviamo le opere all'interno del piano triennale. Si è parlato della questione dell'ospedale di Padova, la Regione ha messo il finanziamento di 50 milioni di euro dal punto di vista infrastrutturale, e sostanzialmente le attività svolte dalla direzione sono attività che sono andate avanti e hanno avuto un loro percorso, assicurando anche il finanziamento, e ovviamente c'è anche la parte che riguarda il Comune, la parte di competenza del Comune, che deve trovare completamento, e per cui si integra poi con la parte regionale. E anche se non di mia competenza, faccio un passaggio, in quanto non è presente la consigliera Venturini, la parte idraulica e di difesa idrogeologica è di sua competenza, però vale la pena ricordare che rispetto a quanto è stato detto esiste un piano Casarin dal Paus dove il presidente Zaia era peraltro commissario, che ha visto un piano di circa 2 miliardi di euro previsti rispetto agli eventi appunto che c'erano stati, anche meteo avversi e quindi alluvioni e quant'altro, che è stato poi aggiornato a 3 miliardi e mezzo. Di queste previsioni 2 miliardi e 100 sono stati messi a terra dal 2010 ad oggi, quindi opere che sono realizzate o comunque in corso di realizzazione, e sono un importo cospicuo. Se non si trovano i soldi nel piano triennale delle opere pubbliche, nel senso non si vedono le poste in gioco, è anche una questione contabile, nel senso che quando queste opere partono sostanzialmente vengono espunte dal piano triennale, cioè non le vediamo più, ma le vediamo nelle opere in corso. Quindi può essere che voi, anzi sicuramente così, non vedete delle opere, ma non perché siano stati tolti i soldi, sono partite, quindi trovano attuazione nelle opere in corso. Queste opere in corso voi le vedete nell'allegato che generalmente viene presentato in seconda commissione consigliare, quando vedete le varie opere che sono in corso, essendo opere di idrauliche, bacini, opere di difesa o altro, chiaramente sono importi importanti che non vedete qui dentro, ma le trovate all'interno dell'allegato alla CR. E aggiungo una cosa, che queste opere generalmente sono assistite anche da fondi europei, che hanno una programmazione di 6 anni in 6 anni, e per cui opere che sono in corso e che non si vedono più comunque hanno un arco temporale di esecuzione nei successivi 6 anni. Ecco, io al momento non ho altro, poi magari se mi viene in mente qualcos'altro reinterverrò, però mi sembrava che i punti toccati fossero questi. So che sono stati presentati anche degli emendamenti
e per quanto di competenza posso dire che insomma, l'attenzione c'è, dopo non so se sia possibile, ci stiamo ancora confrontando, dare un parere positivo, anche perché alcuni prevedono, e lo anticipo già, diciamo, il fatto di ridurre risorse da altri capitoli e non è possibile farlo, oppure si tratta di attività che comunque stiamo facendo. Comunque ci tenevo a dire, insomma, l'attenzione c'è, poi li valuteremo, però su certi temi diventa impraticabile, impossibile andare a dare un parere positivo proprio perché ci sono aspetti di natura finanziaria che non possiamo toccare. Grazie. Grazie Assessore. Allora a questo punto do atto che ci sono un emendamento e 3 ordini del giorno, quindi provvederei alla sospensione dei lavori per consentire alla Commissione di riunirsi per la valutazione del caso. 5 minuti, 5/10 al massimo. Sì, gli assessori, prego, se potete partecipare.
Sappiamo cosa fare. Prendete posto per favore, riprendiamo il Consiglio. Se questo viene ritirato, cominciamo a dire. Prego. Chiudete la porta per favore, grazie. Prego. Consigliere Galleano, ha qualche comunicazione per noi? Prego. Sì, Presidente, che l'emendamento che avevo presentato in qualità di correlatore viene ritirato. Grazie consigliere, quindi noi iniziamo dagli ordini del giorno. Ordine del giorno numero 1 del consigliere Cunegato. Prego. Grazie Presidente, in seguito alla nostra interrogazione avevamo rivelato le inefficienze della rampa dell'ospedale di Sant'Orso e le difficoltà di concedere a tutti il diritto di accesso, soprattutto per chi ha... Per favore, il consigliere sta intervenendo. Problemi di locomozione o disabilità motorie. È stata importante la risposta dell'assessore Gerosa, che aveva garantito che ci saranno interventi sia nella pensilina che la costruzione in progetto di un ascensore, in modo che il diritto di accesso sia garantito a tutti. Con questo ordine del giorno, ringrazio già, sappiamo che sarà approvato, chiediamo che la Regione crei un cronoprogramma con tempi certi di realizzazione e che poi venga a riferire in Commissione. Quindi grazie anche alla maggioranza per aver approvato questo ordine del giorno. Grazie consigliere. Consigliere Bozza. Grazie Presidente. Come proposto prima in Commissione, però chiediamo una modifica al terzo punto dell'impegno, dove anziché riferire in Consiglio regionale, a riferire nella Commissione competente. Consigliere Cunegato, bene? Approvato. Sì, dillo verbale. Sì, accetto la modifica condivisa. Apriamo la votazione per l'ordine del giorno numero 1 a firma Cunegato. Parere favorevole da parte di entrambi, il relatore e il consigliere Cunegato. Votazione chiusa, approvato. Ordine del giorno numero 2 del consigliere Sunschi. Prego consigliere, se lo vuole illustrare o lo diamo per letto. Prego. Lo illustro, sì, grazie Presidente. Si tratta di un piano straordinario per la sicurezza e la viabilità comunale. Come è già stato detto ampiamente, i comuni sono stati negli anni depredati di risorse e non ci sono fonti di finanziamento sufficienti a cui possono ricorrere per fare una manutenzione coerente della viabilità, soprattutto di quella viabilità che poi comporta relazione con territori più vicini o verso tratti e aree di viabilità eccessiva. Quindi da questo punto di vista l'invecchiamento infrastrutturale diventa un pericolo anche per la circolazione e per l'incolumità personale. Facendola breve, si tratterebbe di creare un programma regionale per poter capire rispetto anche con delle priorità rispetto alla messa in sicurezza della viabilità comunale in base alla popolazione residente, all'estensione della rete viaria comunale, alla presenza di collegamenti essenziali, alle particolari esigenze, lo ribadiamo, dei comuni montani, delle aree interne dei piccoli comuni. Quindi con un fondo regionale di progettazione, magari un fondo di rotazione, per aiutare nella progettazione e nella ricerca di finanziamenti. Grazie consigliere. Relatore, consigliere Bozza, parere? Grazie Presidente. Sì, nella Commissione, grazie alla disponibilità dell'assessore Ruzza e Zecchinato, abbiamo spiegato al proponente che per quanto sia sicuramente da tenere in debita considerazione l'attenzione sul tema della sicurezza, però abbiamo fatto presente, in particolare all'assessore Ruzza, che la legge 39 ha già previsto un importante impegno di spese di 18 milioni che ha proprio con l'ascorrimento della graduatoria per interventi importanti, per cui in questo momento non c'è sicuramente la disponibilità a fare un piano straordinario. E l'assessore Zecchinato ha ulteriormente specificato che sempre per le manutenzioni straordinarie, quindi con riferimento anche alla messa in sicurezza,
della viabilità, sono stati stanziati per Veneto Strade 10,7 milioni più ulteriori 8,5 milioni. Quindi riteniamo sufficiente queste due azioni presentate dagli assessori. Quindi il parere è? Negativo. Grazie. Prego, Assessore. Grazie Presidente, solo un'integrazione perché mi sono dimenticato, perché è fresca di questa mattina, l'abbiamo appena approvata in Giunta. Il consigliere prima parlava anche di messa in sicurezza e di comunità montane. Uscirà, non so se oggi o comunque nel prossimo BUR, il bando della legge 27, i 5 milioni che sono stati stanziati nella legge di bilancio per opere di questo tipo, e quindi con presentazione della domanda entro il mese di agosto, quindi ci sarà tempo per i comuni e le comunità montane per presentare domanda per opere di messa in sicurezza urgenti, necessarie, e quindi anche se in base vanno incontro alla sicurezza. Quindi oltre i 18 milioni di G39 sblocchiamo ulteriori 5 milioni di euro in questo senso. Ecco perché ulteriormente la valutazione della mozione è stata negativa. Grazie Assessore. Votazione. Votazione chiusa, respinto. Ordine del giorno numero 3, sempre a firma del consigliere Sunski. Prego, consigliere. Grazie. Questo riallacciandoci a quanto avevo detto prima anche in sede di dibattito, si tratta di avere una relazione del Consiglio regionale sulle principali opere del programma triennale, le opere pubbliche, sullo stato di avanzamento, che possa essere sia il 31 di marzo, ma insomma si tratta di stabilire, di vedere com'è in corso d'opera, perché poi abbiamo visto che determinate opere che erano previste negli anni precedenti vengono ritrovate allo stesso punto, quindi credo che sia un'informazione per capire meglio come come sia affrontato, quindi la relazione può essere trasmessa alla Commissione consigliare sul suo stato di programma triennale dei lavori pubblici, il livello di progettazione raggiunto, al di là della comunicazione che viene fatta quando viene presentata generalmente, come quella che stiamo discutendo, lo stato delle procedure di affidamento, l'avanzamento fisico-finanziario dei lavori, il cronoprogramma aggiornato, le eventuali criticità riscontrate e le azioni intraprese per il loro superamento. Poi in particolare a noi interessa anche il bacino di eliminazione dell'Astico e il bacino delle Grave di Ciano. Grazie consigliere. Relatore, consigliere Bozza, prego per il parere. Grazie Presidente, il parere come annunciato nella Commissione è negativo, più che altro non per ovviamente contrarietà sull'aggiornamento e lo stato della presentazione ovviamente del programma, ma perché è già oggi prevista anche da legge, oltre che nelle tempistiche, consuetudini, e le consuetudini per cui riteniamo che prefissare un termine al 31 marzo possa essere limitante ovviamente per la programmazione della Giunta. Grazie. Grazie consigliere, non vedo altri iscritti. Avanti con la votazione. Parere negativo. Chiusa la votazione, respinto. Ordine del giorno numero 4 del consigliere Sunski. Prego consigliere. Questo riguarda un argomento che mi pare che nel Valle dell'Agno è stato presentato, cioè quando viene maltempo chiuderemo i ponti preventivamente, quindi credo che sia un piano regionale per la sicurezza, per la valutazione dei ponti, cioè questa è una ricognizione da fare regolarmente e vedere com'è lo stato dell'arte e quali sono le manutenzioni da fare e da quanto tempo non vengono fatte, perché è un altro problema che abbiamo in essere. Montemorandi ha aperto una voragine, ma io da sindaco mi ricordo che quella volta ci siamo presentati poi per la sicurezza dei viadotti autostradali, il conto volevano metterlo in capo ai comuni e quindi c'è stata una lunga discussione con l'autostrada perché, scusami, noi avevamo la strada prima, avete fatto l'autostrada, quindi il ponte è vostro e quindi da questo punto di vista la situazione
diciamo, è inconosciuta, non conosciuta completamente, e poi ci troviamo con le sorprese, quindi anche i tempi di manutenzione e di controllo di ponti devono essere monitorati attraverso un'opera di rilievo, che è un piano per la sicurezza dei ponti e delle infrastrutture, che al di là di questo, del finanziamento che poi sarà da trovare, vada anche a monitorare puntualmente tutti i ponti in essere con la loro sicurezza. Grazie consigliere. Parere del relatore, consigliere Bozza. Presidente, anche questo il parere è negativo, poiché già oggi il piano di monitoraggio viene fatto da Veneto Strade, per cui sarebbe ridondante. Grazie. Grazie consigliere. Votazione, prego. Aperta la votazione. Parere contrario della maggioranza, del relatore. Respinto, grazie. Ordine del giorno numero 5 della consigliera Ostanel. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Questo è un ordine del giorno che chiede alla Giunta, ma lo abbiamo già detto nell'intervento in generale, di riferire tempestivamente alla competente Commissione e conseguentemente in una seduta pubblica del Consiglio, lo ripeto, io penso che le commissioni, almeno quella sanità, dovrebbe essere pubblica e quindi lo dovrebbe almeno sapere il Consiglio, sull'esito delle valutazioni in corso circa il finanziamento del nuovo ospedale di Padova Est, chiarendo se e con quali modalità concrete sia effettivamente percorribile l'accesso ai fondi statali legati alla riforma dei poli di terzo livello alla luce di quanto rappresentato dal Ministero della Salute. A rendere pubblico un cronoprogramma aggiornato e vincolante delle fasi residue, con indicazione esplicita delle eventuali conseguenze in termini di tempi, costi e anche derivanti dalla revisione eventuale in corso. Ad assicurare nelle more della definizione del nuovo assetto finanziario il mantenimento di adeguati livelli di finanziamento per la manutenzione e le funzionalità degli attuali presidi ospedalieri padovani, Giustinaneo e Sant'Antonio, evitando che l'incertezza sul nuovo polo si traduca in un ulteriore rallentamento degli interventi sull'esistente. Al di là di questi punti che ho letto, perché spero che anche i colleghi, consiglieri magari del territorio e anche di maggioranza, che vogliono chiedere una cosa sola, trasparenza. Assessore, visto che è qui ne approfitto, io non credo sia possibile che su un'opera così strategica, importante, noi apprendiamo dalla stampa la necessità di eventuali modifiche, non conosciamo i documenti, non sappiamo cosa accadrà, nel territorio e nella città persone si chiedono se mai sarà realizzato l'ospedale. Io mi chiedo anche, in assenza di fondi, avrete il coraggio di ritornare nella scellerata ipotesi di un project financing? Io spero di no. Ma quando non ci sono i soldi le scelte sbagliate le si fanno? 3. Cosa accadrà dei poli esistenti, visto che avevamo detto che il nuovo ospedale avrebbe riportato una riorganizzazione degli altri servizi e quindi alcune riorganizzazioni sono partite, ma se poi l'opera non verrà finita in tempo cosa accadrà? Sono cose importantissime su cui noi ad oggi dal Presidente Stefani abbiamo saputo cose solo a mezzo stampa. Io credo che sia inaccettabile, la scorsa legislatura non lo avremmo permesso e quindi io oggi non credo di poter permettere di non portare questo dibattito all'interno dell'aula pubblica di questa Regione. Abbiamo chiesto già che si riferisca in Commissione, la lettera so che l'ha ricevuta. Il punto vero è che la Commissione, non essendo pubblica, rimane una discussione tra i consiglieri e tra lei assessore che eventualmente ci porta delle informazioni. Io credo che invece ci sia la necessità che l'Aula, e quindi pubblicamente, si conosca cosa accadrà sull'ospedale di Padova. Questo è il punto per cui oggi chiediamo con il collega Michalizzi un voto favorevole a questo impegno che non chiede nulla se non trasparenza, perché io credo che su un'opera così non ci possa essere nessuna ambiguità. Grazie consigliere. Prego il relatore per il parere. Sì, Presidente, grazie. Allora, discusso anche questo, l'invito alla collega è quella di ritirare l'ordine del giorno con l'impegno da parte ovviamente dell'assessore di aggiornare in termini di tempistica come richiesto nella commissione competente ovviamente quanto dice nella ratio l'ordine del giorno stesso. Quindi l'invito è alla collega di ritirarlo con l'impegno da parte dell'assessore, ripeto, di presentare in Commissione quinta lo stato di avanzamento. Grazie. Consigliera, prego.
Presidente, ci siamo confrontati anche con il collega Michalizzi. La Commissione ha già la sua richiesta, l'assessore lì verrà, altrimenti chiederemo di continuare a venire finché non accadrà. Il punto vero è che oggi qui ci sarebbe la necessità di avere un impegno non solo nel dire cosa succederà, ma come avete visto nell'impegno anche di discutere di questo tema. Stiamo parlando di opere pubbliche, io immagino che se c'è stata un'uscita a mezzo stampa delle informazioni ci devono essere, la Giunta potrebbe intervenire semplicemente a garanzia oggi con un voto positivo del fatto che si riferirà tempestivamente, del fatto che si terrà una seduta pubblica in questo Consiglio, del fatto che si renderà pubblico un cronoprogramma e del fatto che si assicurerà il servizio sanitario. Quindi il voto lo chiediamo oggi perché sono delle cose su cui la Giunta di minima oggi potrebbe prendere un impegno se effettivamente l'obiettivo è quello di arrivare a un esito di trasparenza. Un voto invece, un ritiro e andare in commissione senza garanzie, appunto dopo un confronto col collega Michalizzi, significherebbe in qualche modo attendere qualcosa che già oggi si potrebbe dire, perché io non vedo perché a mezzo stampa ci siano delle informazioni ma in quest'Aula non si sia ancora detto nulla, proferito parola sul nuovo ospedale di Padova. Parere del relatore, prego. Grazie Presidente, alla luce insomma della insistenza da parte del proponente, io credo che il parere sarà negativo perché credo comunque che in fase di commissione possa esserci il confronto di aggiornamento e poi in fase stessa di commissione quinta, qualora la commissione ritenesse opportuno dare un aggiornamento al Consiglio, è liberissima perché è nelle facoltà, nelle competenze della Commissione di poterlo fare in condivisione con i consiglieri, per cui si può arrivare allo stesso risultato con degli step come chiede insomma, giustamente l'assessore. Quindi il parere, se non viene ritirato, è negativo. Grazie consigliere, mi sembra di capire che non verrà ritirato, aperta la votazione. Chiusa la votazione, è respinto. Adesso, prima delle dichiarazioni di voto, qualora ci fossero, abbiamo un ordine del giorno in sostituzione, scusatemi, un EDG in sostituzione dell'emendamento, è in redazione, giusto? Consigliere Galeano, chi è che lo sta facendo? Quindi è in arrivo, state tranquilli qui, il Consiglio resta aperto. E è mia intenzione di chiudere questo provvedimento e non portarlo a dopo pranzo, quindi casomai facciamo slittare la ripresa, ma lo chiudiamo. Ecco qui c'è l'ordine del giorno, prego. Consegniamolo ai consiglieri. Perfetto, lo facciamo sottoscrivere, grazie. Quindi immagino potremmo anche già votarlo. Sì. No, grazie. No. Grazie. Allora, qui c'è solo il parere del relatore. Andiamo al relatore, c'è un po' di firme anche della maggioranza. Fate vedere l'ordine del giorno al relatore, per favore.
Ok, prego, se ci dai il microfono il parere, per favore. Non è illustrabile perché avviene dopo la discussione generale, per cui l'unico che può parlare è il relatore. Prego, intervenire. Grazie Presidente. Alla luce del ritiro dell'emendamento, concordate le modifiche dell'ordine del giorno presentato, il parere è favorevole. Bene, aperta la votazione. Forza sulla votazione. Sì, un attimo solo, consigliere. Chiusa la votazione, approvato. Prego, consigliere. Non ho capito. Almeno farcelo leggere a tutti o siamo di seconda categoria noi? No, siamo di seconda categoria, devo capire. Nessuno vi considera seconda categoria. No, anche terza, quarta. Nessuno ha avuto la decenza di portarcene una copia e poi chiedete la votazione. Vergognatevi. No. Noi non ci vergogniamo, riapriamo la votazione e facciamo leggere l'ordine del giorno. Prego, date, non so, è caricato? Prego. Ma non è ancora visibile? Io pensavo fosse visibile. Intanto annulliamo la votazione, grazie. Chi vuole una copia alzi la mano senza... C'è il consigliere Morosin che vuole una copia. Morosin? Signore, scusi. Alzate la mano chi vuole una copia. Quello che è caricato adesso. Magari controllate se è visibile. È visibile a terminale? Boh, è visibile al terminale, basta con le copie. Prego. C'è qualcuno che ancora non l'ha visto? Aperta la votazione. Questo te rivolti. È il parere favorevole del relatore. Approvato, grazie, chiusa. Se non ci sono dichiarazioni di voto, passerei al voto finale. Ciao ragazzi, iscrivetevi, io vedo il tabellone libero. Prego, consigliere Galeano. Grazie Presidente. Allora, per annunciare che il voto su questo provvedimento sarà un voto di astensione,
perché comunque il lavoro di redazione di questo piano è la somma di tanti interventi raccolti anche da molti consiglieri nel loro lavoro, nella loro attività di ascolto del territorio, da parte di tanti sindaci, tanti amministratori, tanti portatori di interesse. E quindi si vuole essere collaborativi nella parte in cui si testimonia che tanti degli interventi che ci sono interventi importanti. Dall'altra parte però si vuole sottolineare alcune delle questioni che già sottolineavamo prima, per dire che sì, la difesa del suolo fa la parte del leone, intervenire per la sicurezza del territorio è importante, però quello della sicurezza è un tema che richiede anche altre risposte, soprattutto in termini di viabilità, e qui queste risposte non possono che essere parziali, vista quanto è parziale, lo testimoniavano i dati che abbiamo prima elencato, la capacità della Regione di andare oltre con la propria azione all'attrattività e all'utilizzo di finanziamenti di altri soggetti. Quindi invece la scarsa dipendenza, la scarsa autonomia di dettare da sola il futuro di questi interventi, del proprio destino sul territorio. Quello che manca e ci preoccupa e che appunto motiva ancora di più il nostro voto di astensione è proprio l'assenza di una prospettiva dettata da questa possibilità di determinare da soli il proprio futuro, vista appunto la scarsità delle risorse, ed è un'assenza di prospettiva che emerge tanto dal punto di vista dello sviluppo del territorio, anzitutto quello della mobilità, pensiamo agli interventi che sarebbero necessari sul trasporto pubblico locale a livello ferroviario, per connessioni ulteriori di linee e sviluppo di servizi nei confronti del nostro territorio. Sappiamo che i giovani e le famiglie rimangono sul territorio se quei servizi ci sono, se questi servizi invece sono carenti allora le famiglie e i giovani fanno fatica a rimanere su quei territori, e quindi è in questo senso che cogliamo una scarsità nella prospettiva. E poi, come dicevo, anche dal punto di vista dei giovani, ripeto, tema che almeno a parole sembra molto caro al Presidente Stefani, poi di fatto troviamo però una mancanza di coraggio nella capacità e nella voglia di cambiare passo a questa regione, cambiare passo che è possibile solo se si fanno delle scelte coraggiose, che comincino a dare ora delle risposte e non solo quando i buoi saranno tutti scappati dal recinto. Arrivare in ritardo su questi temi potrebbe essere davvero pernicioso per tutta la nostra regione, e il confronto impietoso con tanti territori a noi simili lo sta a testimoniare. Ecco perché c'era un post nei giorni scorsi che non era stato fatto da parti politiche, ma non mi ricordo da quale soggetto insomma che è attivo sui social, che diceva che sagre e sorrisi non bastano e che servono scelte coraggiose per cambiare il futuro di questo Veneto. Banca Italia lo diceva nel suo rapporto di come questa fase di staticità richiede importanti investimenti in innovazione, investimenti tecnologici, energia, per dare un futuro al Veneto, un futuro che il Veneto stesso possa autodeterminarsi senza essere in balia di quelli che sono invece le vicissitudini, le attività dettate da altri. Ripeto, è a fronte di questo, alcuni interventi fatti importanti sicuramente sul tema della difesa del suolo, ma una carenza importantissima in termini di prospettiva per mobilità, servizi, giovani e sviluppo che ci fa determinare questo voto di astensione, che vuole sottolineare, e concludo, di come sia necessario un cambio di rotta veloce, importante e coraggioso. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Sumsky, prego. Nonostante le risposte sugli ordini del giorno che volevano essere un completamento e rafforzamento anche dell'attenzione nei confronti dei piccoli comuni delle aree svantaggiate e le evidenti insufficienze di stanziamenti, però rispetto agli interventi individuati noi esprimiamo il nostro voto favorevole, con però l'impegno nostro di presentare una richiesta di puntuale valutazione nel tempo, perché è chiaro che è importante capire quello che viene fatto, ma non che poi venga spostato agli anni successivi. Quindi il voto è favorevole. Consigliere Bozza. Grazie Presidente. Allora, volevo innanzitutto ringraziare della collaborazione sicuramente i colleghi,
sia di maggioranza che di opposizione. Volevo ringraziare la Presidente della Commissione seconda, Elisa De Berti, per avermi dato l'opportunità oggi di essere relatore di questo importante provvedimento. Chiaramente ringrazio tutte le direzioni che hanno fattivamente contribuito anche alla stesura di questo piano triennale e ricordo che questo è un piano triennale di un'amministrazione che entra in corsa, quindi con in pochi mesi l'attenzione, la disponibilità e il grande lavoro fatto per mettere in piedi un piano che dia delle risposte già nel 2026. È un piano che approviamo oggi che ha, come ricordato da tutti, un focus importante sulla messa in sicurezza del territorio, dove appunto gli importi più significativi riguardano proprio la difesa del suolo, a dimostrazione anche della tempestività di questa nuova amministrazione di poter essere al passo con l'imprevedibilità delle condizioni climatiche avverse. Quindi credo che da questo punto di vista vada dato atto anche del grande lavoro, pur sapendo, come dicevo prima, che questa è una sfida che i nostri uffici dovranno anche affrontare proprio per rispondere alle tempistiche nel 2026 di un pronto piano e di una messa a terra chiaramente dei progetti previsti. Sicuramente è importante aver dato una risposta anche nell'ambito dei monumenti e anche dell'attività di azione nei confronti della messa in sicurezza stradale. Non dobbiamo vedere questo piano delle opere solo finalizzato nelle tabelle che sono allegate, ma dobbiamo vederlo nella sua complessità, come ricordavano prima gli assessori Ruzza e Zecchinato. Ad esempio per la sicurezza viabilistica delle nostre strade sono stati previsti e stanziati già nelle settimane e nei mesi scorsi più di 42 milioni di euro. Quindi io credo che su questo bisogna anche considerare, quando si parla di un piano delle opere, non solo le tabelle di questo documento, ma anche tutto quello che avviene a corollario da parte della Giunta stessa in questi mesi. Quindi un grosso lavoro di investimenti, un grosso lavoro che dicevo prima che dovrà rispettare anche le tempistiche con quella flessibilità che ovviamente deve essere importante in un piano che deve rispondere con le modifiche anche alle situazioni contingenti e alle urgenze che si verificheranno durante il corso dell'anno. Quindi è un ringraziamento, ovviamente il nostro parere non può essere che favorevole e credo che in termini anche di cambio di passo, mi permetta collega, correlatore, credo che questo piano fatto in così pochi mesi dimostri davvero un cambio di passo sensibile. Grazie. Grazie consigliere Pressi. Grazie Presidente. Io credo che sia importante sottolineare un fatto per quanto riguarda la provincia di Verona. Come è stato ricordato, un investimento molto forte e molto importante sulla sicurezza idraulica del nostro territorio. Io registro con particolare favore il fatto che la larghissima parte delle risorse destinate al territorio provinciale veronese per l'anno 2026 siano state destinate alla parte est della provincia di Verona, perché l'esperienza insegna. Io sono stato sindaco di un comune che è Soave, che è stato alluvionato più volte, il Presidente Zaia lo sa, perché proprio in quei giorni nei quali noi avevamo il paese letteralmente invaso dall'acqua ovunque, i piani terra delle case erano pieni e l'acqua saliva nei primi piani delle case, per darvi l'idea di quanta acqua ci fosse nei nostri territori. È la zona più fragile di tutta la provincia di Verona dal punto di vista della sicurezza idraulica, ma nel tempo gli investimenti sono stati fatti, penso soprattutto alla realizzazione del bacino di San Lorenzo, per il quale ci siamo tutti molto impegnati, e quindi il territorio sta diventando più resiliente. Rimangono delle criticità per via di un sistema idraulico che purtroppo non scorre nel suo alveo originario, con tutte le conseguenze che questo comporta in tanti tratti della parte est della provincia di Verona, e quindi è importante che si prosegua con oltre 2 milioni nella manutenzione e completamento del bacino di San Lorenzo, che protegge non solo Soave ma tutto l'est veronese, compreso San Bonifacio, un comune che supera abbondantemente i 20.000 abitanti. Importantissimo l'intervento sull'Illasi, che vuol dire mettere in sicurezza tutta la Val d'Illasi, ci sono oltre 3 milioni
Importante anche l'Alpone, che ha delle forti criticità, sia dal punto di vista della portata, sia per la presenza della fauna selvatica. C'è il problema delle nutrie che hanno indebolito gli argini, c'è a San Giovanni Larione, e qui puntualmente si interviene, la rottura di alcune parti delle arginature che si è verificata nel 2024 con gli eventi di eccezionale avversità atmosferica. Importante anche i 100.000 euro circa che investiamo a Cazzano di Tramigna per il Tramignola. Cazzano è un comune molto piccolo e se la Regione non interviene e non aiuta, ovviamente il comune non può sostituirsi alla Regione. E questo piccolo torrente è esondato 2 anni fa, allagando un pezzo di Costeggiola e un pezzo di Soave. E quindi potrei poi continuare con il Gua, con il Fratta, sempre nella parte est della provincia di Verona, che guarda il Colognese. È molto importante perché significa che si è fatta veramente un'analisi puntuale delle criticità e delle fragilità e le risposte che ci sono qui dentro. Io questo territorio lo conosco palmo a palmo e vi assicuro che intervengono in maniera puntuale per risolvere tantissimi problemi. Che guardate poi, chi non ha subito l'alluvione non lo può sapere. La casa alluvionata e i danni materiali sono l'ultimo dei problemi. Noi abbiamo avuto centinaia di famiglie, centinaia di anziani che dalla sera alla mattina hanno perso tutto quello che avevano in casa e non è il valore economico il problema, è quello che si perde ed è la paura che rimane nelle persone che possa ricapitare. Quindi è importante che di più dei 12-13 milioni che si investono a Verona, una decina sono sull'est per la sua fragilità. Grazie. Prego. Non ci sono altri interventi? Ho visto bene? Votiamo. Prego. No, c'è sempre l'ultimo che dice no, ma c'ero io. Votazione finale del PIA numero 9. È aperta la votazione. Sì, tranquillo. C'è qualcuno che ha problemi? Consigliere Soranzo. Consigliere ha votato? Prego. Altri che hanno problemi? Per votare, ovviamente. Chiusa la votazione, approvato. Allora, fate attenzione, riprendiamo i lavori alle 3. Alle 15:45 conferenza dei capigruppo. Grazie. Adesso non ditemelo in 50 perché me l'ha già detto il segretario. Riprendiamo i lavori alle 15 e alle 14:45 conferenza dei capigruppo. Cercate di essere puntuali, abbiamo 2 o 3 punti e spero anche che per le 14:45 mi si dia una risposta rispetto all'eventuale aggregazione delle 2 mozioni con la risoluzione del numero 13, se non ricordo male. Grazie. Quindi 14:45 per i capigruppo, 15 per i consiglieri. C'è prima commissione, il Presidente la sta riunendo, che ci serve appunto a funzionare il Consiglio.